Il leone alato Pierpaolo Beccic, continuiamo a leggere questo bel libro. Nemmeno il tempo di rivedere gli allegati al suo lavoro, l'esposizione e la proclamazione nel maestoso atrio dell'Ateneo dal soffitto altissimo. Talmente emozionato e preso dalla circostanza non gli piaceva affatto sentirsi stordito e non si spiegava come tutto fosse stato così diverso da come aveva immaginato. L'applauso, quello sì, è stato identico a come lo aveva immaginato. Era talmente confuso da non accorgersi che piano piano si era fatta strada Patrick sulla sua carrozzina. «Ehi, Leon, ma che fai? Adesso che sei diventato ingegnere, te la tiri? Non si salutano più gli amici?» «Patrick, scusami, mi guardi dall'alto in basso e adesso? E vabbè, mi ci abituerò. Che sciocco che sei, non ti manca mai la battuta, vecchio mio? Vieni qua che ti abbraccio». Patrick e lui erano conosciuti tramite suo padre. Erano molto piccoli, un anno prima di iniziare ad andare a scuola. Lui era già costretto in sedia a rotelle. Una maledetta, stupida, bruttissima caduta da pochi metri. Una bravata, precipitato a terra, maledetto spigolo di cemento. L'irreparabile in pochi secondi. Si era creata un'immediata sintonia e trascorrevano molto tempo insieme. Ad entrambi quell'amicizia aveva fatto molto bene. Poi in classe insieme, fino al bivio in cui Leon si era iscritto a ingegneria e Patrick a informatica. Un legame molto stretto e una reciproca sensibilità per cui si capivano a volo, talvolta anche senza parlare. Lo humor istantaneo di Patrick era quello che mancava a Leon, che lo faceva ridere come poche altre volte gli capitava. Leon aveva colto in tante occasioni, come per il suo amico, il sogno sarebbe stato quello di potersi in qualche modo elevare e quindi sollevare. Sì, letteralmente sollevare. Così aveva iniziato a pensare a lui e quando aveva un chiodo in testa non c'era nulla che lo potesse far desistere. Al terzo anno di ingegneria, sempre inseguendo questa sua ispirazione, sentì di poter scendere nel tecnico, avvalendosi di nozioni ed esperienze acquisite e decise di parlarne al suo docente preferito, il quale però provò dapprima a frenarlo ponendogli correttamente delle argomentazioni molto concrete, ma poi, capendo che non si sarebbe fermato, decise di assecondarlo, portandolo gradualmente a toccare con mano lo scoglio dell'omologazione di questa importante modifica che sarebbe stato necessario adottare e applicare alla carrozzina di Patrick. Detto questo, prima di salutare e ringraziare gli ospiti, volevo fare un grande abbraccio a tutte quelle famiglie che anche in questo momento si stanno disperando per quello che è successo a Modena. Avete visto? È una cosa pazzesca fare una passeggiata, trovarti senza gambe, trovarti in ospedale, non sai neanche se ce la farai. Soprattutto a livello psicologico, una cosa terribile. Ma io penso che più che i nostri politici pensare al ponte di Messina, alle piste da bob, a tutte queste cose, non so che se poi veramente sono servite, dovrebbero pensare a curare queste persone se non sono più sane di mente e lo sanno, cercare di accompagnarli. Le famiglie non sono in grado di fare questo, sono genitori inesistenti, non si rendono conto del problema, però chi li segue sa il problema e dove li mettiamo questi ragazzi? Chi è che li accompagna in questo percorso devastante? Questa mente che vacilla, che dà dei segnali, però questi segnali devono essere accolti da qualcuno, ma se poi sei buttato là, nessuno ti segue, non prendi più i farmaci e chi se ne frega se non li prendi più? E poi può succedere quello che è successo. Detto questo, saluto Antonello Baseggio, vediamo se è collegato, deve ancora collegarsi, il sindaco di Ponzano Veneto, e saluto anche Luca Grosso, presidente associazione Non Voglio la Luna. Buongiorno. Grazie a Luca di essere qui. Buongiorno. Presidente, grazie. Parlavamo di disabilità, questo libro bellissimo, questa amicizia che va oltre. Io devo riuscire a farti alzare in qualche modo, a farti volare. Allora, cosa vuoi dire, Luca? Intanto cosa ne pensi di quello che è successo? Noi che siamo vicino alle fragilità e sappiamo quanto importante è l'accompagnamento, però 24 ore su 24. Certo, ma Modena è stato un altro evento, diciamo, drammatico, e dare colpe è sempre facile, qualcuno si doveva muovere prima, però il muovere prima aspettiamo sempre che scoppi la bomba prima di intervenire e questo è un male.
servizi sociali, servizio civile o polizie e quant'altro devono intervenire. Sanno chi sono queste persone, sanno le loro difficoltà e devono assolutamente intervenire, non ci sono altre parole. Cioè, una persona che fa un atto del genere è chiaro che è una persona che in quel momento non è attiva di mente, ecco, perché queste non sono cose che si fanno così tanto per poter per divertimento. Questo qui è stato proprio un momento di, diciamo, sfasamento della testa, ecco, e chi li segue deve intervenire. Anche perché a quello che si è sentito avevano dato i segnali erano stati giudicati e sembra fosse schizofrenia, perciò certo. Non una cosa da poco di sicuro e neppure una cosa da vivere così qualche volta momentaneamente senza pensare invece di chiedere come prosegue. Ecco, io sono convinta che c'è qualcosa, Luca, che proprio non funziona, specialmente sulle malattie mentali, quanto ne abbiamo sentite. Ma ti sembra che qualcuno stia cercando di dare dei segnali, a parte il Presidente della Regione Stefani, che dobbiamo ringraziare, poi vedremo come finirà, ma se non altro ha cercato di mettere il sociale al primo posto, è la prima volta che si sente una cosa del genere, però parlare di sociale vuol dire aprire un mondo. Cos'è il sociale per te, Luca? Ma allora, il sociale dovrebbe essere un aiuto alla comunità. E questo aiuto arriva probabilmente a gocce, spesso volentieri a gocce, e magari tante volte non è mirato, il che invece gli amministratori hanno la possibilità di capire e intendere dove sta il problema e dove c'è la possibilità di risolvere. Tante volte, come avevi accennato tu, si investono dei soldi in cose, non dico inutili, ma magari non proprio necessarie, non proprio necessarie. Probabilmente se si arrivasse ad attingere a questi fondi e utilizzarli nel modo specifico, magari chiedendo anche un po' in giro, cioè basta anche rivolgersi alle associazioni, a parte la mia, sto parlando in generale, alle associazioni, capire quali sono i problemi e da lì sicuramente si può costruire qualcosa di buono. Allora saluto e ringrazio anche il sindaco Antonello Baseggio che si è collegato con noi. Buongiorno sindaco, grazie. Buongiorno. Ecco, in attesa che lei si collegasse stavamo parlando della disgrazia terribile di Modena. Ecco, abbiamo dato un abbraccio a queste famiglie, che è veramente una cosa terribile quella che abbiamo sentito. Però sindaco, voi ne sapete qualcosa, siete in primi in linea, siete voi responsabili della salute dei vostri cittadini. Il problema è che non ci sono risorse e strutture per accompagnare questa malattia mentale che ormai penso che siano, cosa dici Luca, un paio d'anni che ne sentiamo parlare, che sentiamo dire bisogna attenzionare, bisogna investire di più, forse anche di più, sì. Allora sindaco, come mai non si riesce a capire l'importanza invece, perché non è un caso, abbiamo visto decine ormai di casi di gente che è fuori di testa e che all'improvviso uccide le persone, deve fare di tutti i colori. Prego sindaco. Allora, innanzitutto buongiorno e mi scuso del ritardo, avevo problemi con i collegamenti. Il mondo digitale è sempre un po' arretrato a volte. E io mi soffermo anche su un'altra questione che ultimamente, ahimè, i sindaci stanno affrontando con difficoltà. Il trattamento sanitario obbligatorio, il TSO famoso, non è più uno strumento che può essere utilizzato come lo era fino a qualche tempo fa, quando su indicazione delle forze dell'ordine o anche della struttura sanitaria, il sindaco firmava un documento in cui chiaramente una persona, anche contro la propria volontà, veniva sedato e portato in qualche struttura, spesso magari nel settore psichiatrico, per l'intervento che è dovuto recentemente a causa di una sentenza, di un intervento della Cassazione, mi pare, a seguito probabilmente di una lamentela di qualcuno che aveva subito, probabilmente secondo lui in maniera distorta, questo trattamento. Adesso il tutto è diventato molto più farraginoso, ovvero bisognerebbe sulla carta somministrare una sorta di intervista a chi dovrebbe subire il trattamento obbligatorio,
rendendolo partecipe e ricevendo anche il suo consenso. Considerate che questo è assurdo, perché se si interviene con la forza vuol dire che c'è un qualcosa da fare senza il suo consenso. E a parte tutto questo che porta maggiori responsabilità anche penali al sindaco e a chi effettua l'intervento, lo stesso deve essere approvato in tempi rapidi da un magistrato, e qui si apre il secondo problema, perché il magistrato deve intervistare anche lui chi subisce il trattamento, che probabilmente è già stato portato con una forza, magari in settore in ospedale, magari sedato, eccetera, e quindi se è sedato non può rispondere. Se invece può rispondere probabilmente anche più di là che di qua, nella sua comprensione, nei suoi ragionamenti, oppure magari in quel momento si comporta come un santarello e il giudice non convalida. Quindi ad oggi i trattamenti sanitari obbligatori, non so se vedete anche in Italia, non ce ne sono più perché è impossibile applicarli. Quindi oltre al fatto che siamo in ritardo, probabilmente perché siamo privi di strutture adeguate per fare degli accompagnamenti che siano volontari o forzati nell'ambito probabilmente della psichiatria, o a volte anche perché spesso queste persone stranamente hanno doppi aspetti, doppie personalità, insomma adesso tutte cose secondo me anche assurde, cioè se uno è fuori, se no è dentro, scusate la battuta. Ma oggi diventa più complicato e quasi impraticabile il percorso per portarli con la forza da qualche parte, quindi anche se è constatato che una persona è pericolosa, non è detto che riusciamo a intervenire. Noi come sindaci della conferenza, per esempio della città dell'ULSS di Treviso, abbiamo già fatto un incontro col presidente del tribunale, era già passato un po' di tempo, quasi un anno, di fronte anche ai giudici, i quali poi sono quelli che dovrebbero collaborare con noi, ma in realtà le posizioni sono anche diverse, perché dall'altra parte c'è il massimo garantismo e dalla nostra parte invece l'interventismo, che chiaramente non vanno d'accordo, e quindi stiamo attendendo un documento che noi abbiamo predisposto con la conferenza dei sindaci e credo anche attraverso l'aiuto del centro studi e dei comuni della Marca Trevigiana, da sottoporre al tribunale, quindi al presidente del tribunale, in maniera di condividere un percorso che non ci metta uno contro l'altro, visto che insieme dovremo difendere la nostra società. Stiamo attendendo. Sindaco, ma allora è questione di incompetenza, perché come si fa a scrivere un documento del genere, io mi domando, ma leggono quando hanno scritto le cose oppure scrivono pensando, ma come si fa? Lei ha detto molto bene, io lo trovavo complicato anche prima, se devo dire la verità, Sindaco, io ho assistito a 2 TSO e devo dire la verità che è stato incredibile a quello che ho assistito, perché c'era sempre qualcuno che non voleva firmare e doveva firmare anche il medico di famiglia, doveva firmare il genitore, questa mamma che non voleva saperne perché aveva paura, chissà che succedesse cosa al figlio. Insomma, dalle 8 del mattino ho finito alle 9 di sera, l'ultimo TSO che ho assistito, che poi ero stata chiamata, ecco, da questa persona con questo figlio fuori di testa. Però anche là ho trovato delle situazioni, ma come se questo vedi, cioè, ma perché chiamare tutte queste persone? Aspetta il sindaco, poi il sindaco di allora non aveva il documento, non c'era il documento in comune, non si trovava, insomma una roba allucinante. Detto questo, lei mi dice che invece di migliorare è ancora di più peggiorata la situazione, allora o abbiamo dei grandi incompetenti, mi scusi sindaco, ma questi qua sono proprio pericolosi, abbiamo visto ieri cosa è successo, abbiamo visto persona chiusa che non parlava, dicevano ma chi attenziona a queste persone? Allora Luca, cosa vuoi dire? Ecco, tu che invece sei molto vicino alle fragilità, noi che cerchiamo invece di accompagnare, che chiamiamo, ascolta, guarda, vedi le sentinelle, come si comporta, l'hai visto, non l'hai visto, solo noi facciamo questo. No, io volevo dire un attimo quello che ha appena detto il sindaco. Cioè, abbiamo un problema, il problema va risolto. Allora, c'è una conferenza dei sindaci che trova che sia anomalo una risposta del genere. Allora, è chiaro, il caso singolo bisogna giudicarlo per caso singolo, ci sta. Una sentenza ha dato atto a quel caso, ma non bisogna fare una legge.
Cioè, bisogna arrivare all'intelligenza umana che dice, buon senso, di dire domani mattina altre persone purtroppo devono arrivare cosa? A uccidere un'altra persona per intervenire? Cioè non possiamo arrivare sempre in ultima a queste cose. I segnali ci sono negativi, la conferenza di sindaci, lo Stato, chi per esso, deve intervenire. Non possiamo dire ma mi hanno detto le leggi, le nuove leggi sono queste, perché queste leggi, se non sono corrette, vanno modificate. Scusate, ma io non vorrei disturbare, ma non è la legge, è il massimo giudizio che abbiamo in Italia, la Cassazione, certo, che ha deciso che il TSO di una volta non andava più bene e ha dettato. E quindi la giurisprudenza ha fatto legislatura, come ormai sfortunatamente accade sempre, visto che certo, secondo me il Parlamento è spogliato del suo potere. Quindi il giudice ha deciso come si deve fare e ha anche descritto il percorso. Chiuso, finito. Vabbè. Finito non penso, no, Sindaco, dopo quello che è successo ieri, perché qui non si tratta di un morto, ma qui si tratta di stragi nel vero senso. Sempre per le persone. Sì, ma dico, qui si tratta di stragi, Sindaco, perché questo poteva veramente, ha già fatto una strage, è andata anche bene, diciamo tra virgolette, ma qua sono stragi se uno va fuori di testa, perché uno con la pistola, col coltello ne può ammazzare veramente quanti ne vuole. In questo momento con la macchina vai su per i marciapiedi, cioè non so. Il problema è, Sindaco, capire se si vuole usare, ecco qua, il buon senso, oltre alle normative, come dice lei, ai decreti, oppure se si vuole continuare ad andare avanti e dare sempre la colpa a qualcos'altro. È colpa dell'immigrato, questo era italiano a tutti gli effetti, nato qua, vissuto qua, cresciuto qua, con tanto di laurea o di diploma, adesso non mi ricordo. Ciao Sindaco, c'è qualcosa che non torna, e sa perché non torna? Perché io sono convinta che non siamo più ascoltati. Voi non siete ascoltati, Sindaco, ecco, o poco. Noi non siamo ascoltati, servono solo le nostre croci quando c'è il problema del voto, perché quello serve, e allora ci accarezzano, ci coccolano, rivediamo i mercati, sentiamo le promesse. Il problema è che ognuno fa i fatti suoi, sono in politica, riesco a portare a casa più che posso finché ci sono, e del resto chi se ne frega. Questa è la verità. Gli unici che veramente hanno la patata bollente siete voi, siete quelli che hanno meno risorse. Siete quelli che dovete dare le risposte maggiori al territorio, perché bussano alla vostra porta, eppure non mi sembra che siate molto ascoltati. Allora, Sindaco, io dico sempre ai sindaci che ho presente, voi avete gli eserciti che sono i cittadini che vi votano, voi avete veramente gli eserciti, e anche eserciti molto validi, perché se vi comportate male, non seminate bene, vi mandano anche a casa. Se invece vi comportate bene, seminate bene, vi danno anche il terzo mandato, quarto, all'infinito, perché credono in voi. Cioè dovete ribellarvi a un certo punto, perché è inutile che creiamo questi grandi contenitori, lance, tutta questa roba, se poi non servono a niente, andate a Roma e non portate a casa niente. Allora io mi domando cosa bisogna fare? Bisogna svegliare i cittadini? Bisogna svegliare i cittadini, bisogna che fate delle riunioni con i cittadini, come una volta i comitati famosi di quartiere. Poi siccome il cittadino dava fastidio, allora hanno diventati tutti ambientalisti, tutti rompiscatole, invece si sono tolti il problema del cittadino che protestava, che voleva dire quello che pensava, che dava anche dei suggerimenti magari, e ci troviamo in queste condizioni che pochi decidono sulla testa di tutti, e non può funzionare così, perché questa è salute pubblica. Qua veramente coinvolge tutti alla cittadinanza, o sbaglio grosso? C'è anche un'altra cosa che pensavo proprio ieri sera mentre guardavo il telegiornale, che se diamo un passaggio abbastanza libertino di quello che è successo, andiamo un attimo a mettere sul piatto per i giovani, che è un bel problema. Ecco, abbiamo visto ultimamente che cosa è successo con i giovani, che succedono delle cose assurde, ma se facciamo passare questo incidente come un semplice incidente, diamo semplicemente adito a questi ragazzi. Sei matto, cosa ho dovuto fare? Era matto. Ci provo anch'io, cioè arriviamo un po' troppo in là, cioè bisogna mettere un freno a queste cose, ma bisogna metterlo
Forse tutti, non lo so, bisogna fare un qualche cosa, Anche perché coinvolge tutti, è come la storia degli immigrati o la casa, non è che coinvolga una o due o 20 persone, no. coinvolge tutti, perché siamo tutti responsabili e corresponsabili di quello che sta accadendo nel nostro territorio. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao. Buongiorno. Intanto mi associo ai dolori dei parenti di questi poveri cristiani che lo sta a pegare con la macchina. E dopo volevo dirti, Mirella, torniamo un giro di un po' di anni. Io sono andato in giro per i manicomi 40 anni, i godisti, davo 2 volte a settimana a portarli a mangiare, non c'era un cliente, va bene. E ho visto come chi viveva, cose che aveva, e camere di sessione, e forza, e la camicia di forza, ed era un pianto continuo per i parenti darli trovare. A Venezia era 3 manicomi, va bene? E dopo con Basaglia i lascerai, e ha fatto un'opera non buona, ancora di più. Chi che ha sbagliato? Tutti i governi che si passai, perché aveva anche cosa fare dopo di serrare i manicomi. Già cominciava 1 anno, 2 anni, finché c'era, cosa è morto, se ne è tutto. E la colpa non c'è del sindaco. Cosa c'entra il sindaco poi? E i sindaci, se non ha niente, cosa gli chi possa mettere posto queste robe, li ha tutti contro, li fa presto al governo, li scarica tutto sui sindaci. I sindaci sono eroi per quello che fa e per quello che fa. Sono i politici che non gli interessa. Adesso è nata la disgrazia, se andai tutti là per vedere che mi dispiace, questo chi dice che vada bene anche. Ma le cose siamo io a parlare, Mirella. Mi sono nato, va bene, ho visto crescere il mondo. Siamo nati in altri, vedevo fiori, a lume del candela, se avevamo il mastero, andavamo in letto con la moneta. Adesso che c'è tutto, sta era che abbiamo, se comportiamo in sta maniera, neanche le bestie per i suoi poteri, per i cani, i gatti e robe, e fate tutto, non ti vedi? E noi altri non siamo buoni. Non è che non siamo buoni, noi volge diverso. Grazie Rinaldo, sei stato molto chiaro. Allora andiamo a vedere, devo correre se no non ce la faccio, questo video di questa associazione Non Voglio la Luna. Andiamo a vedere. Cosa c'è nel territorio e cosa si fa, anche per la comunità, per essere anche aiutati, per aiutare, per bisogna fare squadra, non avete niente da fare. Certo. Nella che dobbiamo cominciare a suonare i campanelli, scusa vieni con me perché, prego Luca. Ma allora, la nostra associazione ha 30 anni e quest'anno appunto festeggiamo il 30esimo. Grazie dell'invito, mi è arrivato anche l'invito, che non posso partecipare perché sono qua, ma non importa, ecco, grazie. Tra parentesi proprio sabato festeggiamo a Paese, o meglio esattamente a San Gottardo che ci ospita all'interno del tendone niente, diciamo che mi ricordo più la domanda, scusami. Ecco, cos'è questa associazione e quanto importante è capire cosa c'è nel territorio? Allora, le associazioni sono importantissimi, è il fulcro, credo, centrale di quello che è cosa la base. fate di concreto? Andiamo sul concreto. Andiamo su noi. Allora, noi ci occupiamo di disabilità. Allora, nel 2005 abbiamo nel senso che insieme con l'USD e insieme con il Comune di Paese abbiamo aperto un centro per disabili. Oggi ospitano 25 ragazzi, oltretutto questi 25 ragazzi gravi e gravissimi vengono chiaramente gestiti dall'USD. E nel 2022 il Comune ci ha dato un appartamento requisito alla mafia qui a Postioma. E questo appartamento, quindi ecco, abbiamo cominciato a inserire un gruppo appartamento di ragazzi con disabilità lieve per fare autonomia. Oggi sono 9 ragazzi che frequentano questo piccolo appartamento in 2 gruppi, da 4 e da 5 persone. I ragazzi vengono più che volentieri.
Anzi, di più. Diciamo di più, perché quando vengono sicuramente hanno questa voglia di rimanere tra di loro. Il famoso co-housing. Abbiamo trovato oltretutto nel territorio delle persone meravigliose, tipo la parrocchia, che ha inviato alcuni volontari giovani, 18enni, quindi si sono uniti tranquillamente a questi ragazzi di 20-25 anni che sono all'interno dell'appartamento e stanno facendo veramente una buona squadra. Vedo che comunque nel territorio ogni tanto arriva qualche nonna, qualcuna che ci viene a portare una torta, ecco, quindi le cose si muovono bene ed è meraviglioso. Alla volta. Ed è meraviglioso questa cosa qua. Abbiamo Giusy in linea, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno Ciao. agli ospiti. Mirella, posso cambiare discorso? Vai. E ora mi ho scritto perché quasi no divento matta. Ho fatto una catarata a ottobre e allora mi hanno dato 3 colliri per 8 giorni, 2 colliri per 8 giorni da mettere ogni 4 ore, tutti e 2 a distanza di 10 minuti, 4 volte al giorno. Poi l'altro me lo sono fatto ad aprile e con un collirio per 30 giorni, ogni 4 ore mettermi sto collirio. Allora, la spesa di questi colliri, ho speso ogni catarata 53 euro di spesa. Ne ho fatti 2, ho speso 106 euro. Allora sono un flacone da 5 ml che ne ho avanzato metà. L'altro flacone di 10 ml che ne ho avanzato metà e l'ultimo che lo sto dando ne ho avanzato a metà. Dunque io di 2 catarate ho speso 106 euro. Chissà che poi ste pore vece Mirella che ciapa 500 euro al mese de spenda 53 euro per una catarata solo di colliri. Questo voglio dire. E ne ho avanzato metà flaconi. Cosa dobbiamo fare? A chi dobbiamo rivolgersi, Mirella? Perché sono stanca di questi prezzi. Sono stanca. Vi saluto, grazie. Abbiamo sentito lo sfogo di Giusy, in effetti i soldi sono tanti, specialmente per chi ne ha, poi adoperi metà bottiglietta, diceva Giusy, l'altra metà la butti là, te va a fare la trocia, te compri tutto nuovo perché quello non va più bene e si va avanti così. Allora andiamo a vedere invece cosa è riuscito a fare anche il sindaco Baseggio per queste fragilità. Con questa mostra itinerante molto bella, Io ci sono, andiamo a vedere il servizio e cosa dice appunto il sindaco di questo bel progetto. Andiamo a vedere. Quando abbiamo partecipato, come con tanti altri colleghi, alla presentazione di questa mostra nella Loggia Cavalieri, sono rimasto personalmente colpito dalla forza di questa iniziativa, dalle immagini, ma soprattutto dalla gioia dei ragazzi che sono qui presenti, che sono quelli immortalati nelle fotografie. La mostra itinerante Io ci sono apre un altro capitolo dopo Treviso, Silea, Spresiano e Padova, approdando a Ponzano, dove di fronte al municipio sono state esposte le foto di 11 persone che normalmente sfuggono allo sguardo, lontane da una socialità che chiede invece condivisione e rispetto. Questa mostra viene qui in strada, in piazza, in un'area di fronte al municipio, proprio perché qualsiasi persona la possa vedere e per qualsiasi immagine che rappresenta questi bravi ragazzi e ragazze possa essere un'immagine vivente all'interno della comunità. L'idea di Enrico Colussi, il fotografo, è semplice quanto profonda: ritrarre in un rigoroso bianco e nero i volti di coloro che spesso si sentono invisibili o preferiscono nascondersi agli occhi della gente, paurosi di un giudizio o di un commento che potrebbe ferirli. Il volto non mente, il volto non dice se siamo o meno disabili, siamo tutti solo persone. È un'emozione grandissima vedere tutte queste foto dei nostri ragazzi. Sono le nostre vite, sti ragazzi. Guai se non ci fossero. In ogni città Colussi sceglie luoghi differenti anche per dare valore a ciò che prima non lo aveva. Il fotografo che ha deciso di organizzare questa mostra itinerante in maniera diversa per far capire l'importanza di rigenerazione urbana nei stabili, nei posti magari più degradati anche,
iniziare a fare inclusività con queste bellissime mostre. Questa è la mostra, ad esempio, io ci sono, proprio per far capire l'importanza che un luogo squallido con questi volti può diventare bellissimo. Abbiamo Maria da Campo San Piero, vai Maria. Ciao Mirella. Ciao. Io è da quando hai iniziato le trasmissioni di anni passati che ti seguo, però non sono mai riuscita a prenderti le linee. Vai. Ecco. Niente, volevo dire a proposito di quella signora che ha chiamato prima per l'operazione degli occhi, io ne ho fatto, il primo l'ho fatto a marzo e il secondo l'ho fatto a maggio. E dico la verità, non è proprio giusto come che dice la signora. Io ho speso molto di più, ecco, per due catarrate. Per 2 catarate ho speso quasi più di 250 euro. Ma più di 250 euro dico. Allora, i 2 coliri che si deve prendere per 2 giorni prima costano sempre anche quelli sui 50 euro in tutti e 2. 50, quasi anche di più, perché ho ancora i vasetti qua, le bottigliette. Poi ce ne sono altri 3, uno si può dare, però gli altri, allora si va avanti, è una settimana con uno che costa 26 euro e dopo si va altra settimana e si dà 4 volte al giorno. La prima volta 6 volte al giorno, la seconda 4 volte al giorno, per una settimana uno e l'altro. Poi uno si continua a darlo per 30 giorni, però io in tutto le dico che ho speso, tra le garze, che bisogna pulire gli occhi prima e via, ho speso quasi 300 euro, non 50 come dice la signora. Io ho fatto questo, per carità, sono stata contenta lo stesso perché mi sono trovata bene, però dico che io prendo 1000 euro al mese, neanche, è un affitto di 550 euro e devo farcela lo stesso, ha capito? E questo è quello che questi coliri bisogna comprarli tutti, anche le garze, tutti li ho comprati anch'io e adesso vado avanti 60 giorni con un altro che fa sempre parte di quelli che ho preso, insomma, ha capito? Certo, Maria. Ho speso molto di più, magari no, e questi hanno incluso anche nella spesa della pensione, insomma, che più delle volte invece di darti qualcosa in più ce li tolgono, ha capito? Hai capito Mirella? Grazie Maria cara. Sono tanti anni che ti seguo e ti seguo quasi tutte le mattine. Grazie Maria cara. E fai in effetti poi se metti in conto il TIC e tutto il resto è logico che la cifra aumenta sempre di più e veramente i soldi sono veramente pochi. Allora Sindaco, intanto volevo pregarla di una cosa, siccome ieri Raffaella è andata a vedere con la pioggia cosa era successo, ha trovato l'epigrafe appese con i nostri pannelli. Allora Sindaco, con tutto il rispetto che ho poi morti, però insomma un po' di rispetto anche per questa mostra, ecco, se per cortesia può controllare ogni tanto, vedere se c'è qualche... Procedo con le pulizie. Ecco, grazie Sindaco, perché Raffaella le ha tolte, non è per cattiveria, ma è una mostra, cioè non puoi mettere le epigrafe attaccate a una mostra perché così rendi visibile, tanto il morto non sei che sia contento, ecco, anzi io penso che è un rispetto reciproco che dobbiamo avere, no, gliel'ho detto perché capisce come funziona, però Sindaco l'importanza di capire anche da parte dell'amministratore il problema della fragilità. Prego Sindaco. Allora innanzitutto mi permetto, io ti ringrazio perché sei stata tu in verità il vero aggancio per questa mostra itinerante anche nel mio territorio e ringrazio ancora Enrico perché ha un animo sul serio straordinario che ha permesso questo anche nel mio comune. E sono felice perché essendo un luogo di passaggio ho visto tante persone che o hanno rallentato, sono fermate e hanno guardato ciò che effettivamente di solito è difficile mettere un viso di un disabile all'interno di una comunità perché c'è sempre un motivo, quello che il finto rispetto, che secondo me invece è un sistema per allontanare magari una necessità che è quella invece di impegnarsi personalmente. Quindi tornando a questo, una comunità ha un obbligo morale di non escludere nessuno
E siccome non è facile perché viviamo in un mondo che si sta chiudendo in se stesso, se non per i propri interessi, avere persone straordinarie come queste che sono fotografate, soprattutto grazie a delle associazioni. Adesso lì è presente un presidente di un'associazione, l'altra volta abbiamo conosciuto Raffaella, eccetera. Alla fine ci sono persone straordinarie che sono i presidenti delle associazioni che nascono per un po' per difendere i propri diritti, ma anche per far valere i propri diritti che appartengono a tutti. È solo grazie a questo che questa società, la nostra, sta migliorando. Quindi il mio pensiero, il mio ringraziamento va a chi, portando una croce, perché essere presidente di un'associazione oggi non è più semplice, era difficile prima e complicato oggi, con tutte le riforme che non aiutano nessuno, e sono quelli che effettivamente aiutano la società a migliorare. L'Italia, è una battuta, non è fondata sul lavoro, è fondata sul volontariato, perché altrimenti non esisterebbe, considerando che oramai gravita tutto attorno e sopra queste persone. Ecco, questo è il mio ragionamento e quindi un ringraziamento a chi si dedica agli altri. Senta Sindaco, però si parlava prima proprio con Luca Grosso del problema che abbiamo con il mondo del volontariato, noi in prima linea, tanta burocrazia, spese, cioè non è, io mi sono fatta un'idea, Sindaco, vorrei anche sentire cosa ne pensa sia Luca ma anche lei, Sindaco, di questo mio pensiero. Il mio pensiero è che siccome siamo tanti e non riescono più a gestirci tutti, allora cosa hanno deciso di fare, a mio avviso? Di strutturare il mondo del volontariato. Nel senso, chi è forte e strutturato resiste, riesce a iscriversi, a pagare, a dare delle risposte burocratiche. Chi non è in grado di fare questo se ne va a casa. Io sono convinta che perché non è possibile, con tutto quello che abbiamo fatto e dato, anche durante il Covid, perché eravamo noi, e lo ripeto quasi tutte le mattine, ecco, che ci esponevamo, che andavamo nelle case a portare la spesa, a portare i medicinali, ad aiutare. Siamo presi in queste condizioni, perciò vuol dire che c'è un disegno ben preciso di eliminare, chiamiamolo per loro il superfluo. Ma cos'è il superfluo? È quello che ha fatto diventare grandi anche loro. I sindaci e gli amministratori, se riescono a fare tutto quello che fanno, è grazie al mondo del volontariato. Basta che il sindaco alza il telefono e il volontario arriva, l'associazione arriva, vuol dire che arriva la comunità ad aiutare, a sostenere. Sindaco, cosa ne pensa di questo? Pensare male si fa peccato, ma qualche volta ci si azzecca, dice Mirella. Prego. No, concordo, no, non è che stiamo pensando male, la stiamo pensando giusto. Io credo che le riforme che nascono a Roma a volte sono, non dico pilotate, ma hanno sicuramente un disegno dietro che è incomprensibile, perché è assurdo che alle associazioni, scusate, vengano chieste determinate responsabilità e burocrazie, e contestualmente, strutturandole apposta, gli venga chiesto di supportare lo Stato in tantissimi interventi, considerando poi che a questi vengono date le briciole e altre tante incombenze. Non so, a pensarci male si fa bene in questo caso. Sinceramente non so quale sia la visione di un futuro di un paese attraverso questo cambio di regole, cambio di responsabilità e gestione anche nelle società sportive. Solo i più grossi, più formati, più grosse società, le più formate riusciranno a resistere, perché il dover assumere qualsiasi volontario, mentre prima uno faceva volontario, andava a tagliare l'erba, sistemava una maniglia, insomma, magari finiva con una pizza o insomma, con un ringraziamento in qualche maniera, una società rimaneva in piedi. Adesso che deve passare tutto attraverso un'assunzione o un modo di azienda, non sarà altro che la fine di molte società sportive che già stanno chiudendo, lasciando a casa i ragazzi, perché poi ricordiamoci che le attività culturali, sportive, ricreative sono quelle che portano via i nostri ragazzi dalle strade. Se andremo avanti così torneranno nelle strade. Già abbiamo abbastanza problemi, ci mancava questo. Sì, appunto. Non so chi abbia questa visione.
Sì, ma non è che voi sindaci, visto che avete questa associazione molto importante che è l'ANCE, riuscite a smuovere qualcosa? Perché d'altra parte noi cioè non è che ci ricevono, anche perché lei lo sa come la penso e anche Luca, ai grandi tavoli sono sedute sempre le solite, le altre tutta fuffa. Io mi domando perché dobbiamo iscrivere spendere soldi se dopo invitano quelli che invitano, perché politicamente fanno parte del cerchio magico, perché politicamente sono vicini a certi giri, ma non può funzionare così, non può funzionare così, anche perché noi abbiamo veramente, Luca, e tu ne sei una dimostrazione, ti ringrazio, proprio delle associazioni che sono veramente strutturate. Tu hai spiegato cosa state facendo anche adesso, questa settimana, cioè sono cose importanti per la comunità, vuol dire integrazione, inclusione. Prego Luca. Ma proprio in riferimento a questo, ad esempio l'appartamento. L'appartamento ci sono 9 ragazzi. E come viene strutturato questo appartamento, o meglio chi paga, perché poi c'è un costo dietro che nessuno mai lo vuole conoscere o lo vuole sapere. Però guardiamo, ecco, però poi dopo allora siamo obbligati, ed è corretto, avere delle persone qualificate che seguono i ragazzi, e ci sta tutto. Chiaro, queste persone non vengono gratis però. Queste persone non sono volontari, ma bensì sono dei professionisti, dipendenti, cooperative e quant'altro, che vengono all'interno della cooperativa e quindi che vengono tramite queste cooperative e quindi seguono i ragazzi. Ora, queste persone quindi hanno un costo. C'è una piccola, per carità, noi abbiamo l'appartamento incomodato d'uso, quindi per noi è una fortuna, non ci sono ulteriori spese. Luce, acqua e gas dobbiamo però pagarle. Allora, la torta bisogna quindi mettere dentro tutte quante le spese. Abbiamo i volontari, abbiamo dei vicini di casa che ci tagliano l'erba, che ci mettono a posto tutte quante le piccole cose gratuitamente, ma i costi vivi, ecco, quelli ci sono e sono alti. E questi chi li paga? Allora, quello che noi abbiamo possibilità per quegli utenti che non hanno possibilità di pagare, li tiriamo fuori noi come associazioni, che non sono altro che donazioni da parte delle persone. Una cosa, apro una parentesi. C'è veramente tanta gente buona e brava che ti dà donazioni, non vuole far sapere il suo nome, non vuole dire niente e sempre, costantemente vengono lì e ti donano e aiutano. Ecco, parliamo sempre del male, non parliamo mai di queste persone che invece danno tante. Chiusa la parentesi. Poi abbiamo quindi queste micro risorse che arrivano e i costi quindi vanno alle famiglie. Se noi vogliamo tenere in piedi questo appartamento, qualcuno deve pagare. Avete capito come funziona? Cioè non è purtroppo il comune che viene lì a darci i soldi o altro. Poi dopo è chiaro, c'è una forma di pagamento indiretta, cioè alle famiglie viene dato dei bonus eccetera, ma sicuramente non coprono tutte quante le spese, e questo è quello che succede sempre e costantemente. Quindi se vogliamo dare una risposta, sì, ok, diamo la risposta, ma però bisogna anche tirarsi sulle maniche e tirar fuori i soldini. Pubblicità. Andiamo a sentire anche questa mamma, Raffaella Bugiol, questa intervista, cosa dice questa mamma che è in prima linea, che ha adottato questi 3 fratellini, l'avete sentita tante volte ma vale la pena perché non molla, è una tosta numero 1, dovrebbero premiare, io dico sempre che da tanti premi, non so, il mondo del volontariato, se non se premiamo tra noiati, te la voglia chi ne premia, ecco, forse io dico anche al sindaco, chissà che magari quando chi fa queste riunioni importanti, questi premi prestigiosi, magari dai anche a sta famiglia qua che ne ha portato a casa 3 per non dividere i fratellini, no, non so, e invece si deve passare pene dell'inferno. Andiamo a sentire Raffaella. In questo posto? Sicuramente è una strada dove le persone camminano, passano e deve essere un punto che deve diventare di pensiero e riflessione, perché nel territorio, perché nelle varie organizzazioni manca una cultura aperta, è troppo chiusa ed è troppo ferma in un passato che fa dolore a delle persone. Lei utilizza la lingua dei segni e la cultura ancora non c'è, arrivano barriere, ma lei
ieri ha sistemato, ha aiutato. Quindi cosa significa? Stiamo dando un messaggio: io ci sono e posso. Vieni, ci incontri, uniamo, formiamo gruppo e voce insieme? Sindaco, allora cosa vuole dire a questa mamma? Lei sa cosa vuol dire adottare, vero Sindaco? Sì, il caso ha voluto che anche il mio ragazzo arriva dalla stessa parte del mondo e tra l'altro la Russia è un paese sconfinato, arriva dalla stessa città, quindi una coincidenza enorme, quindi ho ben presente insomma anche le emozioni di cosa vuol dire adottare e soprattutto portarne a casa 3. Ho anche alcune fragilità, è stato sicuramente un impegno che solo una mamma può portarsi a casa. Alla fine una grande persona, Raffaella. Sì, bisogna, ahimè, in questo mondo tirare fuori le unghie, tirare fuori i pugni, batterli nei tavoli, tutti i tavoli che si conoscono. Ad esempio, Sindaco, la lingua dei segni che è fondamentale per tutti noi, perché pensate che può capitare qualsiasi cosa, anche un ricovero in ospedale, non puoi parlare, ecco, è fondamentale. Una volta eravamo tanti, con meno mezzi e si faceva la lingua dei segni a scuola, vi ricordate? Sì. Cioè, le lettere adesso tutte bellissimo. Ed era una cosa anche che ci intrigava, io mi ricordo, piaceva tantissimo, era una lezione che ti piaceva tanto. Poi sì. I furbi come prima, chi scrive queste lettere, ecco, questi decreti che dopo ne fa diventare matti veramente tutti, ecco, non si rende conto invece dell'importanza della lingua dei segni. Io mi ricordo con l'ex governatore che ne aveva 4 tutti i giorni, io che spiegava perché aveva paura tutti di morire e ora investiva tanto, diceva paura di morire dei grandi, ora investe. Ma non sarebbe il caso di, adesso alla prossima riunione che farà magari di continuare a insistere su questa lingua dei segni che è fondamentale, che è importante, che non riguarda solo il bambino che ha problemi, riguarda tutta la scuola, magari intrigare di più anche i ragazzi. Cosa dice, Sindaco? È un'ottima osservazione, perché si parla tanto di inclusione nelle scuole e poi in realtà nel concreto si fa poco, tanti progetti, ma questo sarebbe una cosa utile. Bisognerebbe parlarne anche col provveditorato agli studi, perché secondo me magari anche attraverso dei percorsi inizialmente extracurricolari, in maniera che la scuola si abitui per poi inserirsi all'interno del percorso formativo, sarebbe utile, perché effettivamente i casi non sono solo quelli di una malattia magari che appartiene a una persona, ma anche quello che ti può capitare. Sindaco, mi dà una mano, sa qual è la proposta che deve fare a nome della Mirella? Allora, quei ragazzi sopra le righe che si comportano veramente male, invece di mandarli nelle RSA a portare a spasso i nonnini, impareremo la lingua dei segni e dopo vanno a aiutare le persone per obbligo. Scusa, non c'è un'educazione civica importante. Ecco, quando hai finito la scuola vai a imparare la lingua dei segni e poi sarai tu a spiegarlo a scuola. Pensa che bei sti bulletti che impara la lingua dei segni e dopo la trasmettono. Qual che potrebbe essere una cosa importante, sa Sindaco? Cosa ne pensa? No, certo, ma forse il pensiero più concreto sarebbe quello di riuscire attraverso dei percorsi, magari anche sostenuti dai comuni, perché magari qualche soldo si può anche trovare, di fare attività nelle scuole, perché alla fine non dobbiamo pensare solo ai bulli, ma qualsiasi alunno che può trovarsi un momento accanto, una persona che non riesce a esprimersi. Prima gli insegniamo a Ori, Sindaco, e dopo Ori gli insegna a scuola a quei altri, che così risparmiamo anche, non serve neanche. Cosa pensi, Luca, di seguire questi ragazzi che ne fanno una al secondo invece di fare delle cose utili per tutta la comunità? Una buona cosa. Tra parentesi, proprio il comune di Paese, o meglio l'Istituto Casteller di Paese, ci ha chiesto proprio formalmente che per i casi speciali, se noi come associazione siamo disponibili ad accogliere all'interno delle nostre associazioni per mettere questi ragazzi con difficoltà, diciamo, no? Insieme con i nostri ragazzi, che avevamo detto sicuramente di sì, esperienza che potrà essere sicuramente positiva. Perché bisogna anche cercare, perché io capisco che le RSA sono strutture già pronte, perciò li metto là,
problema è cosa gli fai fare là. Certo. Serve proprio perché ho parlato con degli studenti sindaco e delle studentesse che ho avuto ospite il sabato. Gli ho detto: voi cosa ne pensate di questi ragazzi che come punizione vengono inseriti per aiutare il prossimo nell'RSA? Anche no, secondo noi dovrebbero essere punizioni più pesanti. L'hanno detto loro qui il sindaco, perciò vuol dire che qualcosa arriva a sti ragazzi che dicono: no, questo sbaglia, e anche ti metti a fare una cosa che vorrei capire se proprio servirà. Cosa ne pensa il sindaco di girare veramente la medaglia, di guardare dall'altra parte? Sì, io credo che le pene dovrebbero essere un po' più severe, perché adesso si parla tanto di questi inserimenti e che avrei anche piacere di vedere effettivamente poi cosa fanno, quante ore fanno, eccetera. Potrebbero essere anche lavori come avviene per quelli che perdono la patente, i punti che vengono in comune, che la pena viene trasformata in ore di lavoro di servizio, che sono anche ore di fatica. Però io quelle ho contezza perché li vedo. Per tutto il resto si parla tanto di questi inserimenti obbligatori, ma poi nel concreto qualcuno li ha visti? E chi controlla cosa fanno tutto il giorno, come si comportano? Andiamo a vedere invece, noi sappiamo invece come si comporta il mondo del volontariato, andiamo proprio con questa mostra a sentire la volontaria Loredana. Sono una volontaria, faccio parte del coordinamento di Macerata, Breda e Carbonera. Sono orgogliosa di essere una volontaria perché questi ragazzi danno tantissimo, ci danno gioia, noi contribuiamo nel portarli non so, in gita, a mangiare la pizza, così, a fare un po' di divertimento. Purtroppo siamo un po' datati come età e non abbiamo gioventù che ci dà una mano. E questo faccio un appello a chi volesse, diciamo, partecipare nei soggiorni estivi a qualche uscita, di farsi presente che noi sono sempre ben accetti, insomma, ecco. Allora Luca, cosa vuoi dire a Loredana, questa donna che fa capire che sono momenti veramente difficili da superare, abbiamo bisogno di aiuto, siamo datati, abbiamo bisogno di giovani, pure li abbiamo i giovani, il problema è che nessuno vuole andarli a prendere perché è così purtroppo. È vero, è completamente vero. Il volontariato sta perdendo tutto quello che è le fondamenta che dovrebbero essere i giovani, ecco, non arrivano poco, arrivano piano, prima ho detto l'esempio della parrocchia, per carità ce ne sono, ma quelle persone un po' più costanti che nel tempo vengono a dare una mano eccetera, quello diventa sempre difficile. Il dopo Covid ha dato proprio un taglio netto a quello che è il volontariato, sembra quasi che sia diventato quasi o uno spauracchio il volontariato o che sia diventato una forma di regalia non riconosciuta da parte dei giovani. E invece se questi giovani si affiancano al volontariato, indipendentemente dalla disabilità, qualsiasi tipo di volontariato, devono capire che danno un qualche cosa di positivo alla società, ma anche ai loro compagni, ai loro amici, cioè danno veramente un supporto che è straordinario. Oltretutto la maggior parte dei volontari, e questo è confermato sempre da quelli che noi incontriamo, pensano di dare un aiuto, ma lo ricevono. Perché tutte le persone che poi dopo si affiancano al mondo del volontariato capiscono che quello che stanno facendo ha un ritorno morale importantissimo e li stimola per tante altre loro, per il loro lavoro e quant'altro. Allora io direi però, Sindaco, che bisognerà iniziare, ecco, specialmente voi siete gli unici che possono capire l'importanza delle parole che abbiamo sentito questa mattina, di riuscire a far capire che così non si può continuare, non si può neanche cercare di mettere continuamente la polvere sotto il tappeto sarà anche molto bello, ma la polvere sotto sarà utile tirarla fuori, perché sennò i problemi ci sono. Abbiamo visto cosa è successo a Modena, ma abbiamo visto cosa è successo anche a Napoli.
quel ragazzo che è stato massacrato, ucciso da dei ragazzini, qui si stanno perdendo i valori. Si parla della famiglia, ma se io non ce l'ho la famiglia cosa faccio? E se sono fuori di testa chi mi cura? Ecco sindaco, forse sarà un momento anche difficile, però io sono convinta che la comunità deve stringersi attorno a questi sindaci, sono gli unici, non è che ce ne siano tanto, quelli bravi poi, e cercare di far sentire anche la loro voce. E inventatevi qualcosa sindaco, io non so più cosa dire, però qualcosa bisognerà pur fare, perché non è che possiamo aspettare in eterno che la politica decida, loro sono tutti in campagna elettorale, pensano solo alle poltrone, alle proprie poltrone, e voi siete completamente lasciati soli, e quando vengono lasciati soli i sindaci vuol dire lasciare solo tutta la comunità. Prego. In questo siamo bravi, i sindaci sono fantasiosi, uno per economia perché si devono inventare cose che altrimenti non riuscirebbero a realizzare, poi sì, effettivamente gravita tutto sull'ultima ruota del carro dello Stato che siamo noi, però insomma siamo anche abbastanza bravetti, bisogna ammetterlo, e perché quando si riescono a realizzare anche delle reti tra comuni, magari anche sostegno con l'azienda sanitaria eccetera, si riesce anche a dare varie risposte. Chiaro che sono sempre una goccia sul mare, però insomma la nostra continuiamo a farla e ci ripromettiamo di insistere, poi speriamo che l'attenzione di chi ha veramente potere e soldi, che non sono i comuni manco le province ma gli organi superiori, insomma comincino a capire che forse dando più risorse ai comuni senza inventarsi tanti bandi e tanti cavilli, poi ci pensiamo noi a spenderli bene, perché poi noi veniamo, come hai detto te prima, votati ogni 5 anni se non succede qualcos'altro, e quindi se si è bravi uno viene riconfermato, se non si è bravo perché non ha investito bene va a casa. Quindi io credo che bisognerebbe dare di più ai comuni, fregarsene di tante leggi e leggette varie e fidarsi anche del territorio. Tipo la Francia per esempio, i fondi PNRR non sono passati attraverso lo Stato, la regione e i bandi, sono stati dati direttamente ai vari comuni, lì non hanno le regioni ma hanno le province, in forma diretta, e probabilmente sono stati anche più veloci a spenderli e magari ne hanno spesi di più. E poi i sindaci e i presidenti di provincia rispondono alla cittadinanza. Noi siamo ancora qui che discutiamo con i prossimi fondi PNRR come spenderli, quindi si potrà anche girare, come dico io, la medaglia e vedere veramente dove spendere questi fondi, perché invece di restituirli magari li impieghiamo. Andiamo a sentire cosa dice questo papà, invece adesso un papà di questa mostra. Io ci sono, una mostra itinerante che adesso è a Ponzano Veneto, andate a vederla perché è proprio in strada di fronte al municipio. Prego, andiamo a sentire. Meneguzzi. L'espressione che parlo per la voce di Enrico, il fotografo che ha fatto questi scatti, vuole far parlare questi volti in modo tale che anche se non c'è un dialogo, non c'è un qualcosa, la gente possa fermarsi, ammirarli e rendersi conto che anche loro ci sono. Quindi quello che voleva spiegare praticamente Enrico era far risaltare con i volti una voce, un qualcosa che la gente possa aprirsi e capire la nostra fragilità e poterla aiutare, portarla avanti nell'inclusione. Questa parola magica, Luca Grosso, inclusione. Il sabato cosa succederà? Allora spieghiamo bene con questa bellissima festa. Prego Luca. Ma noi allora, niente, 30 anni della nostra storia, quindi vogliamo festeggiare una vera e propria festa. Una festa dove abbiamo molti invitati e c'è stato un buon ritorno immediato, diciamo, da parte della comunità. I posti sono stati tutti assegnati. Abbiamo la scuola Casteller che ci ha dato una mano con dei lavori dei ragazzi. Abbiamo messo al centro sempre la disabilità e abbiamo dato un tema libero sulla disabilità. Abbiamo detto vediamo cosa succede con i ragazzi delle elementari. Questi ragazzi elementari hanno fatto molti disegni. Sono rimasto completamente sorpreso perché non mi aspettavo di questi disegni da parte di ragazzini così piccoli
con tanto impegno, sicuramente l'impegno anche da parte degli insegnanti, ma da parte insomma ecco di questi ragazzi, delle cose meravigliose che abbiamo deciso appunto, visto che facciamo la festa quel giorno, di fare un'esposizione e con la scuola Casteller dalla settimana del 1° giugno verrà fatta un'esposizione proprio all'interno della scuola in modo che tutti possano comunque vederla. Secondo me è una cosa da visitare perché è magica. Perché è magica, hai detto giusto, perché i disegni sono magici, sì. I disegni di questi bambini fanno capire che realtà abbiamo e come bisogna attenzionarli e accompagnarli. Sindaco, come si saluta, Sindaco Baseggio, con quale messaggio? Ci salutiamo col messaggio della speranza, quella di riuscire a attivare una nuova coscienza nelle società. Io comunque mi sono anche sentito con Raffaella tornando alla mostra e mi sono impegnato perché sua figlia possa fare la volontaria all'interno di una delle feste che abbiamo nel paese, perché se venga inserita, anche se non è la sua comunità, ma le comunità non hanno confini, perché sia una ragazza come tutte le altre. Questo è il mio impegno e credo che ognuno di noi debba fare qualcosa di personale, in maniera che tutti insieme, non sia sempre sì faremo, ma no, sì farò. Vede Sindaco, la ringrazio per averlo detto e lo dico anche a Luca, perché ci sono questi ragazzi, ad esempio anche Davide, che lui adora fare il cameriere, adesso gli abbiamo trovato anche un lavoretto, ecco, di inserire anche questi ragazzi quando ci sono queste manifestazioni, ecco, i genitori sono strafelici quando vedono che questi ragazzi, ecco, partecipano anche alle attività del comune, perciò come dice lei non dobbiamo guardare il comune o la provenienza o dove abita, ma dobbiamo guardare la persona. Io ho bisogno di queste persone per lavorare, per riuscire a far sì che queste manifestazioni che facciamo, invitiamo questi ragazzi a darci una mano. Ecco, questo è il messaggio che io vorrei dare. Cosa ne pensa, Sindaco? Messaggio ottimo, possiamo solo che supportarlo e partire. Grazie Sindaco Baseggio, veramente grazie. Buongiorno. Sentiamo anche Luca Grosso come ci saluta, con quale messaggio. Reinseriamo sti ragazzi, parliamo di inclusione, ma se non facciamo inclusione? Bisogna fare assolutamente inclusione, l'inclusione è importantissima, ci sono sempre più aziende che comunque danno questa possibilità a queste persone. Non è semplice, non è facile, però credo che un po' alla volta penso che si potrà ottenere qualcosa in più. Chiaro, se si fa l'investimento per guadagnare sicuramente non è un ragionamento da poter condividere. Se invece si fa l'investimento per portare gioia alle famiglie, alle persone e alla comunità, allora quella è la strada giusta. E certo, anche perché l'hai detto anche tu Luca, siccome sono in autonomia, che vivono su questi cause, tanto meglio possono andare a lavorare, bisogna capire chi può fare cosa e investire su questi. Penso che sia l'uovo di Colombo, il problema è però iniziare a farlo, perché parole ormai, parole. Grazie ai miei ospiti in pubblicità. Grazie. Con grande piacere che ospito due persone che veramente daranno i numeri, o forse cercheranno di darceli, perché noi non siamo più in grado di darli, anzi stiamo dando i numeri dopo quello che succede e che è successo anche in questi giorni. Veramente non sappiamo più dove andare a parare, perché non c'è trasparenza sull'informazione, ecco, su quello che sta succedendo realmente alle famiglie, alle persone, alle associazioni, alle società, in un momento veramente terribile. Saluto e ringrazio la dottoressa Tiziana Simeonato, commercialista, grazie dottoressa di essere qui, e saluto anche l'avvocato Stefano Artuso, tributarista, grazie avvocato. Buongiorno. Anche lei. Buongiorno. Allora dottoressa, prima si parlava anche fuori onda di queste telefonate questa mattina che ho ricevuto, di questi costi di certi prodotti anche farmaceutici. Qui si parlava appunto di questi colliri, ma anche di integratori, possiamo parlare anche di integratori se si può, anche se il professor Garattini, leggevo stamattina che ha detto guardate che sono acqua fresca, se vi fanno bene prendeteli, ma sappiate che sono acqua fresca, poi ognuno pensi come vuole. Però poi le spese sono tante. Allora, perché non si riesce, pure anche le spese degli animali, anche questi, di questi meravigliosi amici della famiglia, perché diventano della famiglia, che non si possono detrarre. Allora, dottoressa, cosa sta succedendo?
Allora, praticamente ci sono determinati farmaci che non sono mutuabili, quindi per chi ha l'esenzione magari al ticket, o altri invece che anche se ci sono patologie gravi purtroppo non sono mutuabili, questo comporta delle spese per le famiglie. L'unica possibilità, disponibilità che c'è è quella di tenere il prezioso scontrino fiscale e portarlo in detrazione e dichiarazione dei redditi. Però nonostante l'importo cospicuo magari del collirio di cui parlava prima, che costa anche 20-30 euro, e c'è anche una necessità settimanale o anche mensile di acquisto, non posso scaricarmi tutta la spesa, ma mi scaricherò solo il 19%. Devo pagarlo tracciato perché è un ausilio medico, ma non è una spesa che viene considerata completamente esente, anche se è necessaria, perché se uno si opera una cataratta dopo dovrà utilizzare i colliri a vita, e quindi è una spesa necessaria per la vista, ma non è mutuabile. Più chiaro di così, però adesso vorrei toccare un argomento che a Mirella sta molto a cuore, i furbi. Uno dice, vado al commercialista, prima cosa dice, fammi pagare meno tasse che posso. Magari fosse possibile. Cerca di farmi pagare meno che posso. E soprattutto questi furbi. Noi leggiamo le denunce dei redditi e rimaniamo veramente allibiti, se non sorpresi, di vedere certi nomi e certe cifre. È proprio così difficile far pagare i furbi che ci sono, perché sappiamo, hanno anche dei nomi e cognomi a volte, però cioè tutta la politica in generale, potremmo veramente riuscire a fare finanziare quei soldi che potrebbero entrare. Nessuno ha il coraggio di toccare i ricchi, questa è la verità. Il ricco se la cava sempre con mille, neanche sotterfugi, con le legalità che vengono messe dalla politica. Dottoressa, ma cosa sta succedendo? È sempre il popolo proprio che deve pagare, cioè il dipendente, il pensionato, che là vanno a prenderli come primo posto su queste tasche che sono là pronte per pagare gli altri? Allora, diciamo che il dipendente pensionato ha le trattenute direttamente alla fonte tramite l'INPS o tramite il sostituto d'imposta che è il datore di lavoro. Quindi diciamo ha un reddito certo. Poi eventualmente, se ha possibilità, fare delle manovre fiscali, tipo fare dei fondi di previdenza che poi lo aiuteranno anche a integrare la pensione. Questo abbassa la soglia di reddito, quindi viene restituita un po' di imposta. Oppure può fare anche delle polizze assicurative per anche una tutela, e anche queste possono essere, diciamo, manovre che aiutano la persona magari a tornare un po' indietro dei soldi che gli vengono trattenuti direttamente alla fonte. E le persone che invece hanno disponibilità economiche maggiori possono fare una pianificazione fiscale molto più agevole che gli fa risparmiare più tasse. Okay, con investimenti e altre cose, quindi c'è un gap tra chi può, tra virgolette, scegliere come pianificare la propria, diciamo, disposizione economica, e chi invece è, mi passi il termine, blindato, che ha un reddito certo e magari tante volte stenta ad arrivare a fine mese, quindi anche i 100 euro che riesce a portare a casa da 7,30 sono soldi benedetti, perché possono aiutarlo magari a acquistare più semplicemente i famosi, diciamo, colliri di cui partivamo all'inizio. C'è un gap strutturale che pone un divario tra due, diciamo, categorie che hanno capacità di spesa molto diverse. E purtroppo dovrebbero essere, a mio avviso, un po' fatte delle politiche che innalzino anche le quote di spese che possono essere detratte in dichiarazione dei redditi, in modo tale anche da agevolare le persone che hanno meno reddito, che non riescono a fare delle pianificazioni fiscali, diciamo, più migliorative. Anche per quanto riguarda il discorso delle spese veterinarie che accennava, effettivamente le soglie sono molto basse, perché con la soglia prevista che in dichiarazione dei redditi, quando sono andata a fare 2 spese del veterinario con i 2 vaccini,
e magari il cane o il gatto sta male, devo andare a fare delle cure un po' specifiche, ho già superato il limite, anche solo con l'acquisto degli antiparassitari supero la soglia e tutto il resto rimane in capo al contribuente. Magari sapendo che tante famiglie rispetto a una volta adesso hanno più animali domestici, potrebbe essere innalzato il limite. Questo permetterebbe anche di rientrare un po', sempre il 19%, perché è quello che noi ci scarichiamo in dichiarazione dei redditi, però di rientrare un po' delle spese che noi facciamo. Quindi... Più chiara di così, avvocato, cosa aggiunge invece queste tasse, accise, chi ne ha più ne metta, questa Italia che è sempre sopra le righe rispetto agli altri paesi, paghiamo sempre di più, ma cosa sta succedendo? Cioè abbiamo cambiato 70 governi, ma cioè non è che abbiamo cambiato niente, alla fine sì, li abbiamo provati tutti. Cos'è questo? Come dice la dottoressa Simeonato, questo gap che c'è tra il povero, perché ormai si parla di povero, e il ricco. Prego. Diciamo che negli ultimi anni la forbice tra i cosiddetti poveri e i cosiddetti ricchi si è allargata anziché stringersi. Questo è un problema delle economie cosiddette avanzate, o meglio quelle diciamo formatesi nel dopoguerra, dove una volta il rapporto dello stipendio tra l'operaio e il dirigente era circa di 1 a 10, oggi supera l'1 a 100, perché non c'è soltanto il compenso dell'amministratore, ma poi ci sono i premi, ci sono i fondi di liquidazione. Abbiamo visto notizia di stampa dell'altro giorno, l'amministratore delegato di Leonardo, l'uscita mi pare siano 4 milioni. Ecco, uno stipendio medio di 1.500-1.800 netto per arrivare a 4 milioni, quante vite servono? Quindi ecco, ci sono dei divari incredibili e sono dei divari che soltanto alcune aziende, le più diciamo illuminate, colmano con premi di produttività, con fondi anche per i propri collaboratori, perché hanno capito che la vera forza oggi è creare un ambiente di lavoro dove tutti si sentano parte della stessa squadra e tutti abbiano delle restituzioni del lavoro che fanno. È chiaro che il problema che si diceva prima è che noi si faceva accenno alle accise e agli aumenti di questi giorni. Oggi abbiamo un prezzo del carburante consolidato attorno ai 2 euro e la riduzione delle accise ci costa $500 milioni al mese. Stiamo utilizzando a livello globale dai 6 ai 9 milioni di barili di petrolio in più di quello che viene prodotto, quindi siamo in deficit energetico. Da luglio, se lo sblocco dello Stretto di Hormuz non dovesse avverarsi, si andranno ad intaccare le risorse strategiche e i prezzi del petrolio potrebbero salire a $130-150 a barile, il che significa misure drastiche. Considerate che in alcuni paesi hanno già iniziato a dare indicazioni precise ai loro cittadini. In Francia hanno già previsto un piano di interventi pesante, anche perché l'economia francese è in grossa difficoltà. In altri stati stanno contingentando l'uso dei mezzi di trasporto, non solo in Europa ma anche in Asia. Ecco, quindi noi abbiamo una situazione che, se non si sblocca nell'arco di un paio di settimane, potrebbe diventare difficile, molto più difficile delle crisi petrolifere degli anni '80. Questo per dire che cosa? Per dire che chi ha uno stipendio fisso o una pensione o un'entrata comunque che, voglio dire, non ha modo di influire, non è che dice lavoro di più e quindi vabbè un po' gli straordinari, ma quello lavori, è chiaro che ne risentirà tantissimo, perché al di là delle giuste osservazioni su me lo posso scaricare, è mutuabile, ma c'è un tema che è l'inflazione. L'inflazione, avere un'entrata fissa vuol dire che ne risenti direttamente, avere un'entrata variabile magari riesci, lavorando di più, incrementando, riesci a ridurne un po' gli effetti, o banalmente aumenti un po' i prezzi, logicamente, se puoi farlo. E oggi vediamo l'aumento diretto sui prezzi della benzina, sui prezzi del gasolio, ma come sapete i trasporti poi si ripercuotono su tutta la filiera, perché la merce che arriva allo scaffale ha subito l'aumento
del trasporto, e quindi già questo è un primo aumento, ma il petrolio poi non è soltanto utilizzato per produrre gasolio o benzina, ma per produrre tutto ciò che è materia plastica. Quindi tutti gli incartamenti, tutte le confezioni, tutto il materiale plastico necessariamente subirà un aumento. Però c'è un però, avvocato, che in fianco alla parola inflazione io ci metto la parola speculazione. Certo. E là non ne veniamo più fuori. Perché, come si parlava prima, i famosi furbi, ecco, nel momento che decidono il giorno dopo di aumentare senza nessun motivo, noi ci troviamo delle cose assurde. Allora, perché gli speculatori non sono mai stati presi di mira, come è stato preso di mira il pensionato, come si parlava prima, l'operaio? Ecco, chi faccio pagare? Loro, perché è la cosa più facile arrivare alle loro tasche. Ho tutto, cosa serve? Per speculatore, cosa fa il speculatore? Eppure sappiamo chi sono, ad esempio le banche, queste banche che sono sempre, dicono, senza soldi e sono strapiene di soldi, poche, tante. Chi è che sa? Chi è che va a vedere? Dove vanno a finire i nostri soldi? Perché veramente c'è una poca informazione, non ci si può, cioè io devo andare in banca col commercialista fra poco, col notaio, con l'avvocato, perché non so cosa mi succederà. Capisce che il popolo bue così chiamato, che siamo noi tutti, e avete visto cosa è successo poi in tutti questi anni, non può difendersi. Io ho avuto non mi ricordo se era un industriale, cioè mi ha detto: Mirella, scordati i valori, per queste persone, quelle che veramente l'alta finanza non gliene frega assolutamente delle famiglie, del diversamente agile, del diversamente giovane, è il business che interessa, il business supera tutto, il buon senso, la salute, qualsiasi cosa tu tocchi con mano, tu vai a vedere e vedrai. Ma è proprio così, dottoressa, che siamo proprio presi in queste condizioni, dobbiamo solo pagare, siamo là e guai, poi aspettate, l'italiano specialmente poi qui al nord, in fila per pagare il terrore di non pagare, il terrore, perché così siamo, o sbaglio? Sì, diciamo che l'attitudine a essere puntuali nelle scadenze, nei propri debiti nel nostro territorio è molto sentita, perché anche l'anziano, appena gli arriva una comunicazione, io vedo che arriva subito in studio e dice: fammi capire, se no pago subito. Quindi c'è un alert insito nelle persone del nostro territorio che sono abituate a onorare i propri debiti. Sarebbe bello, in una ipotetica realtà, che anche l'alta finanza ritornasse un po', io dico, ad avere un po' di umanità, nel senso che è vero che anche nelle banche per i pensionati e le persone magari con operai ci sono delle condizioni particolari un po' agiate anche sui costi della tenuta del conto corrente, però magari potrebbero impegnarsi a fare qualcosa di più, perché giustamente la capacità economica di un pensionato o di un operaio non è quella di un industriale o una persona che ha disponibilità economiche elevate. Magari potrebbero fare anche loro un'azione di welfare per riportare un po' di umanità in quello che è il bene comune. Ovviamente la finanza, lo sappiamo tutti, fa il suo lavoro, perché giustamente l'economia deve andare avanti e c'è un potere superiore, però magari nel piccolo, nel territorio, come facevano le banche, dico io che sono nate una volta, c'era più attenzione alla persona. È un po' un'utopia, perché siamo su un mondo che va a una velocità straveloce, stiamo già parlando di intelligenza artificiale, di rapporto intelligenza artificiale, uomo, capacità lavorativa che cambia, quindi ci troviamo, come ha detto giustamente l'avvocato, in una situazione già di pressing economico, che se non si corre ai ripari molto velocemente ci troviamo non pronti, soprattutto chi
appunto ha un reddito fisso e già adesso magari fa difficoltà, e ha anche un cambio diciamo di mentalità lavorativa che sta incalzando. Quindi abbiamo due strade che stanno venendo avanti velocemente e probabilmente le persone non sono né informate neanche in grado di prendere queste strade, mi scusi, esatto, dottoressa, non ma sono in grado. Perché magari potrebbero fare delle scelte, come una volta c'era il vecchio risparmio, e cercare anche di fare delle scelte economiche appropriate a tutela della propria famiglia. Nadia da Treviso, vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, volevo dire, oggi ho ricevuto un'email che mi hanno dato l'esenzione del bollo della macchina di mio marito, che è invalido, però questa cosa l'ho dovuta cercare io, non è che me l'abbiano detto, ha diritto a questo, questo e questo, è perché mi sono informata. Ma queste cose dovrebbero... Allora, racconto in breve. 3 visite in commissioni invalidità alla Madonnina in un anno 2025. 3 volte sono andata in commissione. Mi avevano dato il 100% di invalidità senza accompagnatoria. La terza volta me l'hanno vista, insomma, che c'era questa invalidità con l'accompagnatoria. Hanno aggiunto che avevo diritto all'esenzione del bollo, però perché mi sono informata. Sono andata a informarmi prima di fare la visita e l'impiegata della regione mi ha detto: se viene fuori questo articolo ha diritto all'esenzione, ma non deve succedere queste cose. Chi non lo sa, chi non si informa, cosa fa? Non viene a casa di niente. Dovrebbero fare un ufficio solo, non tanti uffici, e alla fine, quando ti danno l'invalidità, ti danno, ha bisogno di questo, questo, questo e questo. Sono a conoscenza che un signore è a letto, è da 3 mesi che attende il sollevatore per sollevarlo dal letto. 3 mesi si scaricano uno dall'altro, ma insomma siamo nel 2026 e succedono ancora queste cose. Non so di chi è competenza o cosa. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie cara Nadia, abbiamo una guerriera veramente, anche con problemi di salute gravi, che però lei è in prima linea e va a capire cosa succede. Però, avvocato Arturo, diritti e doveri. Allora, tu hai il dovere e i miei diritti dove li trovo? Non sono in grado di andare in internet, basta vedere cosa è successo con lo SPID. Prima con la carta di credito, mettono là, poi non la sanno operare neppure loro, perché io delle volte ho gli ospiti, hanno 4 persone attorno che preparano tutto, loro si siedono. Capisci, avvocato, che c'è qualcosa? Diritti e i doveri? Quali sono i doveri e i diritti? Allora, vengono prima i doveri o vengono prima i diritti, o tutte e due dovrebbero girare in egual misura? Io nel momento che vado dal medico di famiglia dovrei uscire molto informata, dovrei capire, anzi dovrei avere la carta anche dove rivolgermi. Quando entro in ospedale dovrei avere un elenco. C'è un amico di mio marito, che adesso purtroppo non c'è più, anzi mi dispiace tanto, che dice sempre ricordatevi, quando state male bisogna andare sempre dal migliore. Ricordatevi sempre, e chi è il migliore? Come faccio io a sapere dove vado a parare, dove risparmiare? A chi rivolgermi, con chi andare, perché non ci siamo mica, ma veramente non ci siamo. Avvocato Artuso, diritti e doveri. Intanto diritti e doveri bisognerebbe anche aggiungere in capo a chi, perché noi abbiamo, come cittadini abbiamo dei diritti e dei doveri,
La nostra Costituzione poneva 2 doveri. Il primo dovere era quello della leva militare, che poi il servizio militare è stato tolto, e quello di pagare le tasse. È quello il dovere. Poi per il resto la Costituzione garantisce i diritti. Nella prima parte hai i diritti fondamentali e poi hai i diritti che sono espressione dei diritti fondamentali. Ma anche lo Stato ha dei diritti e dei doveri. Ha il dovere, ad esempio, di informare. Chiaramente il dove curarsi aggiungerei, riusciamo a stare nel pubblico, perché le tempistiche, le attese, i rinvii che conosciamo, pur in una zona d'Italia dove la sanità è o dovrebbe essere di eccellenza, sono delle tempistiche evidentemente che spingono tantissimi ad andare nel privato. E questo ti fa dire, ma se vado nel pubblico devo aspettare mesi, anni, nel privato ce l'ho in 2-3 settimane. E non è casuale se oggi, prima si parlava delle banche, sempre più vendano prodotti legati alla sanità, sempre più vendano polizze sanitarie, perché lì c'è un settore che evidentemente è un settore in forte crescita, ed è un settore in forte crescita anche perché con una popolazione che invecchia e con una popolazione giovanile, nuove nascite sempre più basse, noi queste tematiche, queste questioni le vedremo esplodere fra una decina d'anni, con dei problemi sociali elevatissimi, perché insomma i conti pubblici non riusciranno a reggerne l'impatto. Con questo numero di nascite e questo invecchiamento della popolazione non si riuscirà a reggere l'impatto. Siamo abituati oggi a uno stato sociale che regge, bisognerà mettere in essere delle politiche veramente pesanti per far rinascere, Viviamo un po' di rendita, vero avvocato? No, viviamo una fase quasi di fine impero, mi verrebbe da dire, nel senso che quando hai 400.000 nuovi nati all'anno non riesci a colmare il gap di chi diciamo invece avrà bisogno dei servizi socioassistenziali legati ad un'età che cresce sempre di più, l'aspettativa di vita aumenta e quindi aumentano i costi connessi. È chiaro che prima si parlava delle spese detraibili per le lenti a contatto, per gli animali, ma per tutto ciò che è il mondo dell'infanzia vogliamo parlarne, perché lì ci sono, diciamo, delle famiglie che magari hanno anche altre spese perché sono in giovane età, quindi hanno il mutuo, hanno l'affitto, hanno la rata della macchina, e poi ci devi mettere sopra i pannolini, il latte in polvere, le visite, l'asilo, magari la babysitter se non hai i nonni. Cioè, non stiamo parlando di qualche decina di euro, stiamo parlando di migliaia di euro al mese. È chiaro che questo scoraggia evidentemente anche dal far figli, perché quando fai 2 conti ti rendi conto che è estremamente difficile. Allora, poi bisogna passare proprio dai diritti e doveri, secondo me, anche alle proposte, perché dobbiamo anche, insomma, a chi ci rappresenta dare delle idee in maniera che possano essere prese spunto. Io non ho mai creduto, ad esempio, che diciamo, le nascite vengano in qualche modo incrementate grazie a degli assegni, ai 100 euro, ai 1000 euro per nuovo nato, perché, voglio dire, sono delle mancette che finiscono lì. Io credo molto di più nelle strutture, perché se io so che i posti in asilo ci sono e che l'asilo mi fa anche il doposcuola e che al mese di luglio l'asilo è aperto e quindi io non devo trovare un'altra struttura, io so che diciamo, ho una struttura pubblica che risponde. Allora ecco che anche il tema di quante tasse pago e dove vanno le vedo concretamente. Lo stesso per il mondo, diciamo, della disabilità o degli anziani, perché al di là dei contributi pubblici sono le strutture poi che aiutano, cioè il sapere che ho un problema, mi rivolgo ad una struttura e ho una risposta in tempi ragionevoli, poi brevi, a seconda poi del caso. È chiaro che questo mi dà molto di più di avere delle sovvenzioni nella dichiarazione dei redditi o quant'altro. Ad esempio, io ho avuto modo recentemente di accedere al fascicolo telematico sanitario. Lì devo dire che è stato fatto un lavoro di un certo tipo, perché ti trovi tutto dentro. Ottimo, niente da dire. Ti trovi tutto dentro, però anche lì devi avere una conoscenza degli strumenti informatici, e quindi è chiaro che non puoi non avere dei punti fisici, degli sportelli, un numero di telefono, un qualche cosa che ti assista, perché diventa complicato anche per delle persone che sono mediamente, diciamo, scolarizzate anche con questi strumenti informatici. Certo. Cioè non è detto che
Cioè, se perdo il PIN dello SPID, dove lo ritrovo? Oppure la carta di identità elettronica ha il codice. Ecco, però è chiaro che la direzione è andare verso quella strada, perché tu all'interno di un unico contenitore hai tutte le informazioni che le vedi tu, le vede il tuo medico di base, le vede il medico curante. Quindi questo è uno strumento. È chiaro che va accompagnato in una fase però, di avvocato, passaggio. Siamo proiettati nel futuro e sono d'accordo, il futuro sarà questo, per la prima intelligenza artificiale, tutti questi nuovi strumenti, ma il presente? Il presente deve... Il presente come lo viviamo? Perché il futuro so anch'io che il futuro sarà questo, anzi non adopereremo più la macchina, voleremo perché sarà questo. Ma il presente? E tutte queste persone che non sono in grado di difendersi, che non sono in grado di gestirsi perché non conoscono questi nuovi aggeggi, perché nessuno gliel'ha insegnato, perché in Australia non è così. Loro li sanno usare perché l'hanno insegnato. Siamo noi che siamo sempre indietro nel tempo, perché? Perché qualcuno non si preoccupa, perché il giovane, bene o male, anche le coppie si salvano, sa, avvocato. Ma io sono preoccupata per i diversamente giovani, i fragili. Loro non si possono mica, non possono aspettare l'infinito che qualcuno si decida di dire ah sì, siete anche voi? Sì, io ci sono, come la mostra fotografica, queste famiglie che sono disperate, che non sanno a chi affidare i loro figli, che non vedono un futuro per i loro figli, che non trovano lavoro, queste persone che non si fidano, perché dare lavoro a queste persone vuol dire rallentare. Io non posso rallentare, devo correre sempre di più, ma così non può funzionare. Abbiamo Gianfranco Valeri da Cessalto, vai Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno all'avvocato e buongiorno alla dottoressa. Io avrei tante domande a farle ai suoi gentili ospiti, però punto subito in alto. Io premetto subito che sono un anziano. Ecco, e vado subito nella grande industria, in queste multinazionali, oppure la grande industria, dove gestiscono migliaia di operai. Si immagini già dagli anni 70, 65 e 70 hanno iniziato, un'azienda quando va in crisi bussa allo Stato. E lo Stato di turno dà i soldi in continuazione, ma anche adesso, recente, parlano di 2.000, 3.000 e fanno pesa sul licenziamento dei dipendenti. E poi danno i soldi che sono dei cittadini e questi magari hanno la sede all'estero, non pagano neanche 5 lire in Italia e tutto. Ecco, io volevo solo una cosa e lo predico da 40 anni questa cosa. Lo Stato sì, se sei in crisi ti do i soldi, però facciamo una valutazione dell'azienda, io i soldi te li impresto oppure tu mi dai le azioni, una quota delle azioni della tua azienda. Non si regalano soldi a nessuno, invece in Italia purtroppo, spero negli altri paesi non lo facciano, ma regalano i soldi senza niente. Io, cioè, l'unico, ho sentito l'unico che ha fatto qualcosa, l'unico dopo anni e anni e anni, è stato Matteo Renzi, che quando ha salvato quella banca, però lui gli ha dato i soldi e adesso è proprietario anche lo Stato e ha visto le azioni dove sono andate su. Secondo me lo Stato deve dare i soldi sì, ma entrare nei consigli di amministrazione di queste aziende, se è vero, e poi anche lo Stato è proprietario. Lì è stata una marea, no? Dal piccolo artigiano, il commerciante, qualcosa lì hanno fatto grande l'Italia, perché nel mio paese che siamo senza un genere alimentari, dobbiamo andare in giro, non c'è neanche uno. Una volta nel mio paese, negli anni 70, c'erano 13 casuin. Si chiamavano casuin e si andava a fare tutti la spesa, ognuno aveva la propria zona, si andava a fare la spesa con libretto e quelli hanno fatto grande l'Italia, perché portavamo i soldi quando li avevamo, quando i nostri genitori li prendevano così e c'era il calzolaio, c'era il sarto, adesso questi in mano a queste multinazionali oppure questi fondi, Mirella, le banche li chiamano fondi oppure sono questi i proprietari nuovi. Ecco, volevo il parere degli ospiti, buongiorno e grazie e buon lavoro. Grazie a te caro Gianfranco, mi ha fatto piacere sentirti. Avvocato. Quello che pone Gianfranco è di stretta attualità, perché qui vicino uno stabilimento di elettrodomestici grande ha detto ma noi abbiamo deciso di chiudere. Anche Nostar qua. Tutti a casa. E aggiungo un tema, se chiude uno stabilimento non chiude solo lo stabilimento, ma muore tutto il comparto. Certo. Perché attorno ci sono i terzisti, i trasportatori, chi fa la logistica, chi fa i magazzini, tutti quelli che attorno gravitano. Quindi diciamo che il rapporto può essere 1-3, se lascio a casa 2.000 persone probabilmente sono 6.000 le famiglie che poi vanno in crisi, perché c'è tutto appunto il comparto. E questo è un grandissimo problema che però va discusso non soltanto in Italia ma va discusso in Europa. Cioè nel momento in cui tu hai
E io credo che queste tensioni geopolitiche internazionali in realtà possano aiutare paradossalmente a costruire un sistema europeo più forte, perché ci siamo resi conto che adesso anche gli Stati Uniti, insomma, basta qualcuno che decide di bombardare qualche altro Stato e andiamo in crisi tutti. Un sistema fiscale europeo unitario, questa cosa qui la mette in protezione, perché nel momento in cui io decido di andare in un altro paese dove l'imposta sulle società è la metà, oppure dove il costo del lavoro è la metà, e questo è stato fatto in Slovacchia, è stato fatto in Slovenia, è stato fatto in Romania prima, e oggi però l'effetto paradossale è che quei costi iniziano a salire, perché anche lì, insomma, il mercato si è un po' saturato e quindi tanti stanno rientrando in Italia, ma è chiaro che poi ci sono soprattutto i più grossi che possono permettersi di andare in stati nuovi non ancora valorizzati. Vedi, avvocato, è chiaro che qui in una logica europea va rivisto e va trovato un modo per deve battere un colpo, avvocato. No, ma è il nostro paese che deve battere un colpo in Europa. Ma anche là sono tutti divisi, ognuno va per conto proprio, ognuno si fa quello che vuole, cioè non è che sia un'Europa compatta dove un problema lo risolviamo tutti assieme, facciamo squadra ed è un problema che deve valere per tutti. È un'Europa talmente divisa che non si riesce neppure più a capire noi cosa contiamo, chi siamo, conforme il governo che va su, cosa deciderà, le politiche che farà, ma l'Europa dovrebbe essere un'Europa unita, invece vediamo anche là un'Europa divisa e voglia che si mettano d'accordo, e intanto quelli che aspettano cosa fanno? Iole, vai Iole da voi. Buongiorno Mirella, buongiorno a te, buongiorno a te. Buongiorno cara. Ascoltami, mi collego al discorso che hai fatto tu prima, che dei fragili non gli importa niente quasi a nessuno. Allora ti dico cosa è successo a me la settimana scorsa. Allora, la settimana scorsa, con la scusa a tutte, ho detto l'altra volta che la signora si è licenziata perché stava male, si è operata, la pagante che era qua. Di conseguenza sono rimasta senza signora. La settimana scorsa, siccome non c'era l'operatore, l'assistente domiciliare non è venuto a aiutarmi con Romano. Che Romano, se non fosse stato per il ragazzo del Bangladesh che mi viene a aiutare il pomeriggio, sarebbe stato a letto tutta una settimana. Ma non si sono nemmeno presentati a vedere o a dire lo facciamo a letto, lo sistemiamo a letto, ma lo lasciamo a letto perché con te faccio fatica. Non si è curato nessuno neanche di chiamarmi, se non chiamavo io l'assistente sociale, per dirti quanto gli importa di Romano e anche di tanti altri, presumo. Collegandomi al discorso di prima, invece, che la signora ha detto del sollevatore che lo stanno aspettando da 3 mesi, io fortunatamente ce l'ho, però ogni tanto naturalmente si rompe. L'anno scorso si era rotto il caricabatterie, non funzionava più, bastava portare un caricabatterie nuovo, chiamo, mi impassano naturalmente il fisioterapista, che è lui che fa queste cose, che il fisioterapista, invece di uscire a vedere, mi telefona e mi dice di mandarle le foto, perché altrimenti faceva troppa fatica. Le mando le foto, mi mandano un sollevatore che non funzionava perché non apriva l'apertura sotto delle gambe che passava sulla carrozzina. Ferma Iole, aspetta Iole, aspetta, perché Iole è una persona alla quale io tengo tantissimo, che sto seguendo da anni. Iole ha un figlio, quanti anni ha adesso Romano? Romano ne fa 50 il 29 di questo mese. Quando ha avuto l'incidente Romano? 23 anni fa, il giorno del suo compleanno. Perciò Romano è a letto, non si muove. Iole è in sedia a rotelle, questa mamma che lo accudisce 24 ore su 24. Io sono andata a vedere la situazione, ho provato a chiamare anche i sindaci, ecco qua i valori. Faccio tutto. Più di così cosa possiamo fare, Mirella? Vive su una casa della Canonica, per fortuna che le hanno dato questa casa a piano terra, perché Romano non può fare scale, non può essere... E Iole in sedia a rotelle perché ormai è agli sgoccioli, non ce la fa più, perché alzare poi è grande e grosso, Romano, anche se è in questo letto da tanti anni, e non c'è una struttura adeguata per Romano. Ma non solo. Io ho avuto degli esperti che hanno detto no, Iole deve avere questo, per obbligo, bisogna. Iole non vede niente, ecco qua la Costituzione, la carta dice. Poi ho avuto un'altra persona, ha detto ho 9 persone che mi seguono nella carta, io non ne vedo mai neanche una. Quello che è scritto è quello che si fa, avvocato, e lo dico anche alla dottoressa.
Iole, un grande abbraccio, sai, ho dovuto spiegare perché giustamente capire la situazione di questa mamma che lotta in continuazione, che chiama Mirella, che chiama Sveglia Veneti. Allora Mirella va dal sindaco, il sindaco dice faccio quello che posso, più di così cosa faccio? L'ospedale fa quello che può. E come faccio? Non ho il personale, non ho i prodotti, perché appunto Iole le spiegava, non arrivano neppure le cose che servono a Romano, manca il personale, e lei cosa fa? Ecco qua l'avvocato che dicevo, il fragile come si difende, a chi si rivolge? Ma è anche perché va dal sindaco, la prima cosa che fa è andare dal sindaco. Il sindaco dice io quello che posso faccio, qual è il problema? Allora, dottoressa. Allora, io ho letto 3 giorni fa, mi sembra, se non erro, sul giornale un articolo rilasciato dal nuovo presidente della Regione Veneto, che ha detto che stavano istituendo, non ricordo esattamente, l'assistente di quartiere. Sì. Psicologo anche di quartiere. Se fosse, sarebbe un'iniziativa che sembra cercare di cambiare la rotta via, cioè certo. Come definirla. Hanno detto che su questo articolo utilizzavano i fondi famosi del PNR, che l'Italia non ha neanche usato tutti, avendo la possibilità di usarli, e questi vengono giustamente dall'Unione Europea. Siamo indietro anche nell'utilizzo dei fondi del PNR, perché arriviamo sempre un po' indietro. Se magari li avessimo sfruttati o meglio, o riuscissimo a sfruttarli bene, magari queste risorse che comunque derivano dalle nostre tasse che vengono versate in Europa potrebbero essere utilizzate per le persone che effettivamente hanno bisogno, si trovano in quella fascia. Hanno urgenza poi del bisogno. Quindi diciamo, se questo è un primo segnale, ben venga, perché effettivamente probabilmente siamo sempre di fronte a un sistema che non ha la capacità, come diceva prima l'avvocato, di arrivare ovunque. È un sistema che avrebbe bisogno di un aggiornamento strutturale, però se mancano anche le persone, derivante sempre dal discorso delle nascite eccetera eccetera, non c'è neanche la forza lavoro adeguata. Sì, ma dottoressa, Iole, ma quante Iole ci sono? Quante volte abbiamo sentito questi mariti o questi mogli o queste figlie che uccidono i propri cari perché non riescono più a sopportare questa situazione incredibile che tu vivi da tutti i giorni, 24 ore su 24 queste situazioni? Si dovrebbe cercare di portare per queste persone, tra virgolette, un ospedale a casa, nel senso trovare non gli assistenti domiciliari, perché arrivano a fare fin là, delle figure che sono multitasking e possono risolvere tutte le 9 problematiche che lei ha citato prima in questo caso specifico e dare un servizio completo, quindi un'assistenza, perché tante volte un ufficio non parla con l'altro, l'altro ufficio non parla con questo, anche per la batteria che è una cosa da 5 minuti passano 3 mesi e comunque è uno spreco di risorse, perché magari si fa prima portare la batteria che per perdere il tempo in tante persone. Manca un po' di organizzazione, manca quello che è l'attenzione alle persone fragili e potrebbe essere fatto con questi nuovi servizi che, se è l'inizio e dopo vengono anche realizzati, potrebbero andare nella direzione che, siccome la popolazione sta appunto invecchiando, bisogna investire su questi servizi alla collettività nuovi di cui prima non c'era la necessità oppure non venivano molto considerati perché erano pochi casi, invece adesso ci troviamo di fronte a molti più casi. Non è, avvocato, che abbiano spostato il problema, avvocato Artuso, con le guerre, con altri problemi, ma noi paghiamo delle persone che dovrebbero dare queste risposte. Ma se è scritto nella carta che io devo avere questo, tu me lo devi dare, perché per legge io devo avere queste cose che mi aiutano, che mi risolvono in parte i problemi della mia vita. Invece non funziona così. E come mi ribello? Cosa prendo? Un avvocato, pago un avvocato oppure l'avvocato d'ufficio per risolvere questi problemi? I CAF, ma i CAF non è che riescono a fare tutto. E quale CAF? Dove? Io mi ritrovo, guardi, tutti i giorni, con queste persone che sono buttate là. Sai cosa penso, avvocato? Che prima che muoiono meglio è.
proprio ci leviamo il problema, perché Iole da sola non può continuare, ma sono 2 anni, io ho dovuto mettere un avvocato a Iole per avere almeno l'ABC, perché ne aveva già passati 3 di avvocati Iole, Non è che poveretta lei non si fosse, ma è andata male purtroppo, o non erano preparati o non avevano veramente il problema a cuore. Ma intanto Romano arriva là, lei si aggravava, sto pensando di una mamma che cura il proprio figlio in sedia a rotelle da sola, ha trovato questo egiziano, poveretto, a proposito di immigrati di extracomunitari, a proposito, ecco, chi va a aiutare Iole, poveretto, prima va da una parte, poi va da lei quando riesce. Ma non può continuare così, bisognerà pur che qualcuno sì, ho il diritto, tu hai il dovere di darmi quel diritto che è scritto nella carta, che è scritto nella Costituzione, che per legge mi devi dare. Dove vado? È là il problema. Allora io penso così, a casa riflettete con Mirella, che li stanno sfiancando, perché non tutte sono guerriere come Nadia. Sono talmente stanchi, quando io vado a trovarli a casa sono chiusi, hanno tutte queste antine chiuse, cioè, è una cosa veramente che toglie il fiato se voi doveste vedere queste situazioni. Allora avvocato, che dobbiamo bussare? Che dobbiamo dire? Adesso tutti in campagna elettorale, promesse, adesso di sicuro non mancheranno, ma la realtà, vieni qua, risolvimi questo, inizia, io ho detto sì, ma inizia da questo, non rispondermi, ne ho tanti, iniziamo da questo e poi andiamo a vedere, inizia, niente da fare, non si muove paglia. Allora cosa facciamo, avvocato? Da chi andiamo? La realtà è che il primo a cui bussi la porta è il sindaco del tuo comune e il sindaco del tuo comune può avere un servizio sociale efficiente se è un comune abbastanza strutturato, se no magari ha un assistente sociale che deve fare i salti mortali per gestire le varie situazioni. Qui ora cercheremo di capire questi nuovi ambiti territoriali sociali. I sindaci sono con le mani nei capelli, ne ho trovato uno o due che sono finalmente diciamo che siamo anche abbastanza indietro, siamo gli ultimi in Italia, stiamo ragionando adesso di che forma giuridica e poi vedremo tutto il resto. La logica di unire le forze può essere corretta, però è chiaro che quando unisci vari comuni senza effettivamente unire i comuni, poi lì subentrano temi politici, temi di... Quindi io non vorrei che sta roba si impantanasse. E diventi un altro carrozzone, Sì, no, diventa peggio perché diventa come dire, innalzamento della sfera di responsabilità, quindi mentre prima dici è il comune che ha fatto, è il comune che ha sbagliato o è il comune che ha fatto giusto, dopo è un'altra roba che resta lì nell'ibrido, no? E quindi non sai. Però magari i fatti ci smentiranno ed è quello che ci auguriamo. Chiaramente oggi quando... Basta prendersi i bilanci dei comuni, ci rendiamo conto che le spese per il sociale sono la principale voce dopo gli stipendi e le spese di funzionamento dell'ente. Quando vai a tagliare i fondi ai comuni, tagli le spese sociali. Tagli le spese sociali. Perché sì, certi comuni avranno altre spese su cui possono intervenire, le spese diciamo così un po' più secondarie, ma la gran parte del bilancio è dato da stipendi su cui evidentemente non puoi intervenire perché gli operai ti servono, gli impiegati dell'anagrafe ti servono, quelli dello stato civile, quelli ti servono, e poi hai le spese per il sociale, perché le spese per il sociale sono anche tante spese che tu non puoi preventivare ad inizio anno ma che nel corso dell'anno ti ritrovi, le rette per i non autosufficienti, i minori in struttura, le donne vittime di violenza, cioè tutta una serie di rete di sociale, non c'è solo la disabilità, dove il comune è chiamato e poi una parte dei fondi dopo anni gli viene restituita. La finanziaria che verrà approvata a fine anno sarà la prima ad essere approvata dopo che è finita l'epoca dei fondi PNRR e comincerà l'epoca della restituzione dei fondi PNRR. Quindi un taglio di €1 al comune vuol dire che almeno 70 centesimi viene tagliato al sociale. I fondi che vengono destinati al sociale, e su questo, ecco, lì abbiamo un po' la cartina di tornasole, quando dicono abbiamo aumentato su base annua di 300 milioni, mezzo miliardo in finanziaria,
Sì, ma in termini percentuali cosa sono? Riduzioni, perché anche lì mi impatta l'inflazione, cioè se logicamente il dispositivo medico aumenta il prezzo e io riduco le risorse, ne compro meno. Quindi ecco, lì io mi auguro che i comuni non inizino da dicembre o da novembre con la prossima finanziaria ad essere di nuovo dei portafogli a cui attingere, perché dove si va a tagliare sono questi servizi qua. E se vai a tagliare su questi servizi qua, è chiaro che vai a mettere in difficoltà chi non se lo può permettere, perché chi se lo può permettere una struttura a 3.000 euro al mese qual è il problema? La trova. Oppure una badante, ammesso che la trovi, ma ce l'hai, ma la struttura ce l'hai, ma chi non se lo può permettere cosa fa? Una volta questa era l'economia domestica, no? Una volta, no, stiamo parlando anni 50, tu avevi queste grandissime case dove non avevi bisogno della babysitter, non avevi bisogno della gestione degli anziani, perché l'economia veniva gestita tutta internamente. Era un'economia. Adesso, logicamente, sono nate tutte queste nuove figure, ma devono essere supportate da un sistema pubblico. D'altronde, voglio dire, quando tutti lavorano e tutti pagano l'imposta, è giusto anche che si vedano ritornare, perché altrimenti dove vanno a finire queste tasse? No, Avvocato Artuso, prima che vada via, perché è importante, noi abbiamo assistito allo smantellamento di ospedali che funzionavano, per il discorso che bisogna concentrare, non possiamo avere tutte queste realtà che sono una dispersione di energia e di soldi. Poi ci troviamo con le case di comunità, costruite a dispetto di questi ospedali sono stati chiusi. Allora mi viene un dubbio, o pensano che siamo scemi, che non riusciamo a capire, o c'è qualcosa che non va. Il problema è che i soldi del PNRR erano destinati soprattutto al terzo settore. Soprattutto, perciò l'Europa aveva dato chiaramente come spendere. Per il sociale. Sono riusciti a dirottarli. Dove? Su colate di cemento, subito, perché è la cosa più facile da fare, in 3 giorni ti butto su un palazzo di 4 piani. E noi ci ritroviamo, a parte i 2 o 3 che partiranno, il residente Stefani, che ho avuto anche ospite, ha detto che è molto ottimista, che lui ci crede, che lui farà, e ci mancherebbe. Il problema è che io non vedo risultati, non abbiamo medici, non abbiamo infermieri, non abbiamo chirurghi, non abbiamo più niente. Le scuole sono a pezzi, perché mancano anche là gli insegnanti. E allora io mi domando, gli immigrati, vade retro Satana, qua siamo razzisti, nel vero io l'ho provato sulla mia pelle cosa è successo solo perché ho fatto da tramite a questi 2 imprenditori che volevano aiutare queste persone che dormivano sulla strada, perché li vedono come, mamma mia, una roba terribile, colore nero fra proprio, non viene sopportato. Non da tutti, ma una buona parte, e io è anni che ve lo dico, è mesi che ve lo dico, perché lo vivo, perciò quando passano davanti al Banco Solidale li chiamano sacchi a perdere. Così dicono, sacchi a perdere, a chi dà da mangiare la Mirella, sacchi a perdere. Non importa, ma si va avanti, si cambierà. Io sono molto fiduciosa nei giovani, non i diversamente giovani, sono quelli più arrabbiati e sì che hanno provato l'immigrazione, la miseria, la povertà, e sono quelli più arrabbiati con queste persone che saranno quelli che li accudiranno in futuro, se riusciranno a vivere, saranno loro, perché dobbiamo anche dirlo. Però i conti non tornano. Allora, chi ha permesso di dirottare questi soldi che erano destinati al terzo? E guarda, quando parliamo di terzo settore, dottoressa, parliamo di un ambito enorme. Sì, è un ambito a 360 gradi. Per andare dove? Per avere cosa? La visibilità? Perché non riesco a capire, ma come tu mi chiedi ospedali perché no, non possono, dobbiamo concentrare là, fare. Per carità, non dico che in certe situazioni poteva anche andare bene, ma io guardo anche la Cittadella qui a Treviso, ma come? E adesso che quello vuoto cosa facciamo? Cioè io pensavo che fosse un ampliamento, mi trovo un ospedale vuoto e uno nuovo che non hanno pure il personale che dovrebbe avere, perché sono stati la nuova cittadella della salute. Ma cosa vuol dire? Ma cosa ci raccontano, dottoressa? Cioè i soldi, voi che fate i numeri, che numeri devono tornare? Perché non l'ho mica capito, sono tutti là disperati. Allora, diciamo che ci sono delle linee politiche che danno degli indirizzi e dopo, in base a quello, ci sono i vari stanziamenti che vanno fatti a livello di vari enti che sono scelte di indirizzo a mio avviso. L'utilità che hanno
nell'immediato sta creando parecchi disservizi, soprattutto penso a persone che, faccio un esempio, a Castelfranco hanno portato tutto quanto a Montebelluna. Ci sono persone anziane che hanno necessità di cure e che da Castelfranco andare a Montebelluna è un problema. Quindi, e se voglio andare devo pagare? Sì, devo perché prendere, non trovo neanche... no, esatto. perché diciamo le strutture per gli anziani eccetera, i famosi volontari fanno quello che riescono e non riescono a esaudire tutte quante le richieste, e quindi c'è anche... Che non sono strutturati per dare queste risposte. Esatto, quindi ci sono ulteriori spese che l'ammalato si trova a dover affrontare, che magari non tutti hanno la disponibilità economica. Quindi rispetto a una volta dove c'era i servizi sociali a disposizione del territorio, adesso essendo centralizzati ci sono ulteriori problematiche che, come ha detto lei, anche l'avvocato, ci troviamo a dover gestire. Il perché è difficile da capire e comprendere. No, ma ho i medici di famiglia, molti che dicono io non ci vado mica là a far cose, sono già strutturato, mi sono strutturato, siamo in diversi, non mi manca niente, perché dovrei spostarmi. Addirittura come volontariato, pur di che vado, anche volontariato. Adriana da Padova, poi salutiamo veramente l'avvocato Ortuso che ci deve lasciare. Vai Adriana. Ciao Mirella, scusa, ogni tanto non riesco a fare a meno di chiamarti perché sto ascoltando le trasmissioni che sono interessantissime e toccano il vivo delle persone. Faccio brevi appunti. I famosi ATS, sai che io sono stata sempre molto diffidente di questa nuova forma perché interrompe i rapporti territoriali. Bastava strutturare meglio gli assistenti sociali del comune con gli assistenti sociali distrettuali. Quella era già una rete esistente e potevano ampliarla e solidificarla in modo che i rapporti, le domande, le inchieste erano del territorio e conosciute. Queste combatanti di comunità mi sembra tanto un altro progetto buttato in avanti, facciamo cose nuove. E mi sembra la stessa musica delle case popolari fra 10 anni. Buttano in avanti perché tanto niente sia stato fatto. Le case di comunità, forse qualcuna è stata costruita, e vorrebbero che i medici territoriali andassero sotto il servizio sanitario nelle case di comunità, togliendo i rapporti di territorio che sono importantissimi per qualsiasi esigenza, per qualsiasi problema diretto. Poi i fondi che non vengono stanziati per le accise, quanti soldi sono stati tolti alla sanità? 86 milioni? E alla disabilità 400 milioni? Ma di che stiamo parlando? Di che stiamo parlando? Che questi si assumano le proprie responsabilità, che prevedano il futuro, che stiano accanto alle famiglie, che vogliono i figli. Ma scherziamo? Con quale progettualità, con quale senso di responsabilità? Scusami Mirella. No, non ti devi scusare. Ecco il Veneto, scusami, eccolo qua. Signor Paron, e scusami, non dovete scusarvi. La faccio per voi la trasmissione, perché dobbiamo iniziare a parlare, a far rumore, a farci sentire, non aver paura, mi non vo combattere. Avvocato, cosa dice Adriana, che mi sembra sia stata anche molto chiara? Ha fatto un intervento tecnico e sono le perplessità che ci sono. Diciamo che però la strada degli ATS è abbastanza tracciata e oggi bisogna lavorare perché funzioni. L'obiettivo è che funzioni, non è una critica fine a se stessa, deve funzionare. Per funzionare ci vogliono le risorse e quindi se te le tagliano dal centro tutti hanno problemi e poi la regione eventualmente dovrà intervenire anche per metterci del suo e l'unione dei vari comuni. Questa è la necessità, unione anche politica, di superamento del campanilismo, delle barriere politiche tra vari comuni, perché qui c'è un interesse pubblico e un bene comune che è preponderante, perché poi vai a toccare le situazioni
con mano le situazioni di difficoltà, non vai a fare un ragionamento astratto, vai proprio nel concreto e quindi lì devi risolvere i problemi. È chiaro che la logica può anche essere sensata, ma come diceva giustamente deve esserci un coordinamento con l'ambito distrettuale degli assistenti sociali e del comune, e poi però lì insomma, dobbiamo fermarci, andiamo per step e cominciamo con questo, perché già questo può dare un effetto. Oggi insomma siamo in una fase ancora un po' indietro. C'è stata una proroga per un anno oltretutto, quindi vediamo un attimo come in quest'anno cosa si struttura. Ma avvocato, ma perché per il popolo, per le necessità dei fragili non ci sono mai soldi e invece per gli armamenti i soldi ci sono sempre, li trovano, quando c'è un problema non esiste problema. Ma noi ci dicono quanti soldi abbiamo, io non so mica quanti soldi abbiamo noi italiani nelle casse dello Stato, come vengono impiegati, dov'è la trasparenza? Vai su internet, no. Tu vai davanti alle telecamere e spieghi le entrate e le uscite, dove hai investito, perché hai investito. Noi non possiamo continuare a pagare e non sapere mai niente. Noi siamo sempre senza soldi. L'unica cosa che riescono a dire sempre comunque che siamo senza soldi. Sarà anche vero, io non ci credo molto, avvocato, che ci sia uno spreco di denaro folle, sì, specialmente in politica, sì. Io vorrei anche capire le entrate del governo, no? Lo Stato siamo noi, le entrate del governo, le spese e le uscite, come fate voi, entrate e uscite. Avvocato, quali sono le entrate? Questo succede una volta all'anno con la legge finanziaria per l'anno dopo. Il punto è che, come dire, si ragiona per macro capitoli, no? Quindi spese per difesa, non è che spese per difesa hai la parte di carro armati e la parte del denaro che viene dato ai carabinieri, faccio per dire, no? Perché se uno dice vabbè aumentiamo di 1 miliardo le spese della difesa perché diamo più ai carabinieri, è una scelta politica, però lì chiaro che 1 miliardo in più sui carro armati è un altro quindi discorso. Ce l'hai per macro aree. Le spese del sociale e della sanità, appunto, quando si dicono sono stati aumentati i fondi per... La domanda che dobbiamo farci è sempre sì, ma in termini percentuali, perché dopo è quello. Questo paese ha un problema che si porta dietro da decenni e che penso si porterà dietro per sempre, cioè che è un debito pubblico pesantissimo e che è un debito pubblico che ogni anno ci costa tra i 70 e gli 80 miliardi di interessi sul debito. Eravamo noi, diciamo, il paese in Europa, secondo soltanto alla Grecia, con il debito pubblico più alto. Negli ultimi 5 anni la Francia ci sta raggiungendo pericolosamente. E dico pericolosamente perché questo debito a livello globale non aiuta nessuno, è un modo per pagare sempre più interessi a capitalisti che sono sparsi per il mondo. Noi abbiamo un debito pubblico che per la gran parte è ancora in Italia, i famosi bot per intenderci, però è chiaro che 70 miliardi, facciamo che ne avessimo liberati 15 all'anno di interessi in meno da mettere su voci di spesa, beh, con 15 miliardi ci fai una finanziaria, 15 miliardi invece ne abbiamo 70, voglio dire, che ogni anno diamo agli investitori per pagare il debito. Quindi quando si dice aumentiamo il debito pubblico perché c'è l'emergenza del gas o perché c'è l'emergenza delle accise, attenzione, perché questo debito pubblico non è gratis, lo devi collocare sul mercato, qualcuno te lo deve comprare, ci costerà di interessi e quindi andiamo ancora più ad incrementare. Chi lo pagherà questo debito pubblico? Mica capito, ma alla fine, perché noi aumenta, ma chi lo pagherà alla fine? I giovani? Il futuro? Ah beh, certo. Questo è innegabile. Questo è innegabile. Noi di sicuro no, ma i giovani lo pagheranno, se lo ritroveranno. Per ora lo stiamo pagando tutti, perché 70 miliardi li paghiamo tutti. Però più incrementiamo, più pagheranno le future generazioni, evidentemente. Adriano, poi salutiamo veramente l'avvocato Artuso. Spero che la dottoressa si ferma anche 10 minuti, se riesce, che così, visto che così allunghiamo. Vai Adriano, veloce, che l'avvocato deve andare via. Allora, intanto buongiorno ai suoi ospiti e buongiorno a lei, Mirella. Va bene? Allora, voglio dire una cosa, Mirella. Hai detto delle cose sane, belle, però ci troviamo ultimamente che abbiamo talmente gente talmente brava, istruita, commercialisti, e giudici, avvocati, gente che sinceramente qui in Italia dovremmo per legge stare veramente bene. Questo non si capisce perché appositamente loro sanno molte cose,
però alla fine non sono chiari con i cittadini, perché sinceramente hai detto una cosa giusta, no? Il discorso dell'Europa che ci stanzia questi fondi e non siamo capaci di operarli. Ma se abbiamo in comune, abbiamo avvocati, abbiamo giudici, abbiamo gente competente, non voglio dire incompetente, competente, perché siamo ridotti a questa maniera? Perché se mandiamo i nostri ragazzi a studiare per stare un po' meglio, a migliorare questa società, questa vita che abbiamo, è perché noi ci siamo impegnati verso lo Stato. Il debito, come hai detto tu, Mirella, ce lo devono mostrare. È vergognoso che parlano sempre di questo debito e dopo trovano 64 miliardi per le pallottole. No, non ci siamo qui. Qua a che gioco vogliamo giocare? Se abbiamo 64 miliardi, prima pensiamo in casa, di aiutare in casa la povera gente che voi cari intelligenti, supremi alla vita, ci state trattando come dei stupidi. Questa è una vergogna. Io sono arrivato a 71 anni che dico, ma questa gente che abbiamo mandato a studiare, cosa hanno migliorato qui in Italia? Non hanno migliorato niente. Questo è il problema. Allora grazie Adriano, devo chiudere. Grazie Adriano, non sono la gente che abbiamo mandato a studiare, quelli li abbiamo e se ne vanno anche via, sarebbero quelli bravi. Il problema è qualcun altro che abbiamo sbagliato di tutto e poi abbiamo provato 70 governi, non so quando verrà quello giusto. Noi continuiamo intanto ad andare a votare e vai a votare. E chi paga? Io pago. Avvocato, con quale messaggio ti saluta? Diciamo che è un po' difficile dare un messaggio di ottimismo in questo contesto, però ecco, io credo che in queste situazioni di difficoltà la capacità di intercettare i problemi, di capirli, di esaminarli anche proprio partendo su temi che oggi non sono affrontati nelle reti principali, perché qualsiasi telegiornale oggi cosa parla? Di cosa succede a miliardi di chilometri da qui, ma non parla delle questioni che succedono qui. Quindi ecco, io credo che il servizio che sta facendo lei, Mirella, che state facendo in questa televisione sia soprattutto un monito per chi oggi si candida alle amministrative o ha dei ruoli e che può fare quello che può fare nel territorio. Ci sono delle sfere che lavorano evidentemente su piani più alti, ma c'è chi si deve occupare del territorio, sono chiamati a farlo e lo facessero per quello. Quindi sono delle testimonianze fondamentali, le risorse sono limitate ma ci sono. Non siamo, voglio dire, uno Stato del terzo mondo, siamo una delle economie... Avete capito che lo dico sempre che le risorse una delle ci economie sono. più forti d'Europa e a livello mondiale siamo comunque un'economia produttiva importantissima. È chiaro che insomma c'è uno stato sociale che va mantenuto, va migliorato, ma che insomma ha delle fondamenta solide. Grazie all'avvocato Stefano Artuso, grazie tributarista di essere stato con noi. Si ferma ancora la dottoressa Simeonato. Pubblicità. Saluto e ringrazio Maurizio Framba, Presidente Federconsumatori, collegato con noi da Verona. Buongiorno Presidente, non so se ha sentito un po' la puntata, quello che abbiamo detto. Grazie dell'invito, buongiorno. È rimasta anche con noi la dottoressa Tiziana Simeonetto, commercialista, perché anche lei darà dei numeri, vedremo se la dottoressa Simeonato riuscirà a spiegare questi numeri. Cos'è che la preoccupa di più, Presidente, dopo quello che ha sentito, cosa vuole dire? Ma l'argomento è estremamente interessante, sa che io seguo molto l'aspetto costi, inflazione e altro come associazione, ma seguiamo anche l'aspetto della salute, la sanità pubblica e quindi la discussione che avete fatto, almeno un pezzo della discussione che io ho seguito, mi porta a dire che quello della sanità pubblica, non solo la sanità pubblica, è diventata un'emergenza rispetto alla quale però bisogna assumere iniziative perché altrimenti le cose continueranno a peggiorare, considerando che il nostro paese è un paese dove l'età media è alta, per fortuna, e i bisogni di assistenza sono molti rispetto a paesi dove l'età media è molto più bassa.
Presidente, però noi abbiamo le filiere, alla fine delle filiere però è sempre il consumatore che ne paga le conseguenze e soprattutto questa speculazione che è in atto, ma è in atto da anni e non si riesce mai a colpire. Perché non si riesce a colpire lo speculatore che si parlava anche prima? Ecco, queste associazioni di categoria dovranno pur fare squadra tra di loro perché così non si può più continuare, il povero diventa sempre più povero, ricchi pochissimi e sempre più ricchi, stramiliardari. Queste multinazionali che hanno iniziato ieri a pagare le tasse in Italia, che si permettono dalla sera alla mattina di licenziare 200 persone, qual è il problema? Non riesco più a far business, lascio a casa e vado da un'altra parte. Ma la persona, che ruolo ha la persona rispetto allo speculatore, Presidente? Chi difende la persona? Voi un pochino, ma anche voi siete poco ascoltati? Allora, le associazioni dei consumatori stanno facendo un lavoro egregio. È un lavoro però che va conosciuto, va fatto capire e va valorizzato. Come associazione dei consumatori, non solo come Federconsumatori, ma con altre associazioni, lavoriamo in maniera importante, soprattutto nei rapporti con i ministeri competenti. Grazie all'Associazione dei Consumatori, si è creato un percorso di monitoraggio di quelli che sono i prezzi relativi ai prodotti di largo consumo e soprattutto ai prezzi energetici. Poi è chiaro che è complicato, a differenza per esempio del mondo del lavoro, mettere in piedi lo sciopero dei consumatori, che sarebbe una cosa estremamente importante se si mettesse in piedi lo sciopero dei consumatori. Il dato vero è che ci vogliono le volontà politiche per fare in modo che questi meccanismi cambino, e questi meccanismi ad oggi chi ha la responsabilità politica, almeno dal punto di vista di Federconsumatori, non vi è nessuna intenzione di cambiare le cose, perché per esempio soltanto sull'energia, che è uno degli argomenti che secondo me dovremmo approfondire oggi, considerando quelli che sono i prezzi scaturiti dall'ultima rilevazione dell'Istat, creano fortissima preoccupazione, che non dipende dal governo, logicamente dipende da quello che sta succedendo a livello geopolitico, soprattutto in Medio Oriente. Certo che ci vogliono iniziative forti da parte della politica. Faccio un esempio, l'intervento dell'avvocato precedente e anche della dottoressa, soprattutto dell'avvocato, chiudeva dicendo il debito pubblico. Ma si può risolvere il debito pubblico, basterebbe spostare l'attenzione su quella che è l'evasione fiscale nel nostro paese, 100 miliardi all'anno secondo i dati del Ministero delle Finanze, quindi sono scelte politiche, insomma. Se si risolvesse in parte il problema della evasione fiscale, questo paese non avrebbe un rapporto debito-PIL più alto d'Europa, perché abbiamo superato anche la Grecia questo mese, ma potremmo vivere in maniera più tranquilla e quindi far anche, non avendo tanto debito, fare degli investimenti laddove gli investimenti servono, soprattutto sulla sanità, che è diventata un'emergenza, vero? Perché o si va all'estero a curarsi o si va nelle cliniche private. Allora, dottoressa Simeonato, devo correre perché il tempo è tiranno. Ecco, il Presidente Framba, lo ringrazio, ha spostato la questione su questa evasione fiscale. Siamo partiti all'inizio su questo e non si riesce a capire perché non si ferma questa evasione fiscale, perché non si fa pagare quelli che devono pagare, e abbiamo la possibilità di farlo. O non si vede, o hanno fatto delle leggi, dei sotterfugi, se magari lei ci li spiega, non sappiamo, che questi riescono a evadere tutti questi soldi, perché potremmo fare, come ha detto Framba, non una finanziaria ma anche due, e stare tranquilli. Dottoressa? Probabilmente lo Stato deve porre in essere, a mio avviso, nel mio piccolo, degli strumenti di accertamento più specifici che vanno a verificare quelli che effettivamente non pagano le tasse, perché io sono dell'idea che se tutti pagano il dovuto ci sono più risorse per tutti quanti e più servizi. Ci sono delle persone che proprio sono conosciute al fisco e quindi dovrebbero focalizzarsi più su queste, perché magari ci sono aziende che in buona fede pensano di pagare il giusto e scivolano, e ci sono persone che non hanno mai pagato un
euro, una lira, come era una volta, di tasse. Quindi dovrebbero intercettare più che altro queste, diciamo, società, ditte o persone che pongono in essere strategie non legalizzate, perché non è elusione, è proprio evasione, e andare a colpire soprattutto questi. Ma questi paradisi fiscali, ecco, qualcuno dice è impossibile arrivare al nome e cognome di queste persone. Allora, sono le scatole famose, sì, scatole sono delle cinesi. scatole cinesi che quelli che fanno alta finanza utilizzano, perché nel territorio le piccole e medie imprese non rientrano in questo target. Sono le grandi, diciamo, società finanziarie con trust e altri strumenti che portano diciamo, l'utile a essere tassato in paesi più convenienti. Qui spetta allo Stato trovare lo strumento idoneo per andare a lo trovarle. Stato è il governo, lo Stato siamo sì, noi, va bene, vero il dottoressa? governo. Questi Non governi volevo, che si... non che volevo si... essere così specifica, volevo essere più... questi governi che dovrebbero darsi una mossa e cercare veramente di far pagare anche... Diciamo che dovrebbero trovare chi effettivamente non paga mai, perché andare a colpire magari le realtà, le piccole e medie imprese che comunque stanno pagando già, loro sono identificate perché facilmente sono reperibili, però tanti che sono nell'ombra, quelli purtroppo non vengono quasi mai colpiti, quindi dovrebbero agire più su, io li chiamo gli evasori totali, quelli che proprio sono sconosciuti al fisco ma esistono. Basta andare a cercare, perché con gli strumenti che abbiamo, vero dottoressa, sì, si può anche trovare qualcosa, per carità, non dico tutti, creare nuove strategie per colpire chi effettivamente non paga mai. Abbiamo Luciano da Desenzano, vai Luciano. Mirella, ciao, buongiorno agli ospiti. Ciao. Sì, ci saranno tante persone che non pagano, diciamo, purtroppo gli operai e pensionati pagano tutto, ma il Sabeo dalla CGA di Mestre, fallo venire una mattina un'ora, Mirella, e faccelo sapere prima che diceva nel 2025 che lo Stato spande, butta via 200 miliardi all'anno. Nel 2026, l'ho già sentito tante volte, 240 miliardi. Abbiamo le tasse più alte d'Europa noi ragazzi. In Germania i miei amici tedeschi non pagano su 20.000 euro, pagano 400 euro all'anno. Noi italiani su 20.000 paghiamo 4-5 mila euro di tasse, paghiamo. E non pagano le autostrade. Possibile? E sappiamo anche noi, anche voi, anche tu Mirella, sappiamo dove buttano via centinaia di miliardi. Un aereo di 160 miliardi, no, milioni di euro, è mai usato una volta, tra parentesi. Non è vero tutto quello che state dicendo, non è vero tutto, non è vero tutto. Poi c'è stato il disastro dell'euro, c'è stato il disastro che la sinistra ha voluto il referendum di bloccare le 4 centrali nucleari. Lì non dovevano farlo questo, o tutta Europa o nessuno, le centrali nucleari. In Francia ne ha 57. Insomma, capisci Mirella, scusami, da ottantenne, fra 5 mesi, paghiamo le tasse, ne pagano tantissime. Ti dico l'ultima, vi dico l'ultima perché voi... Veloce Luciano, veloce. L'ultima, 2 secondi. Craxi è comandato 4-5 anni, il debito pubblico era 300.000 miliardi e per avere voti dopo 4 anni era 800.000 miliardi, 500.000 miliardi di lire spesi in 4 anni. Vi saluto, buongiorno. Grazie caro Luciano, salutiamo anche Desenzano. Presidente Framba, cosa vuole aggiungere? Ecco, questo cittadino che è confuso, ecco, bisogna vedere come riesce anche a capire le informazioni, ma se l'informazione le dà l'incompetenza, perché parlano per slogan, a volte veramente diventa ancora più un problema,
perché alla fine vince chi la sa raccontare meglio, chi la sa gridare di più. Presidente, cosa bisogna fare per far capire invece che dobbiamo unire le forze? È proprio vero quello che dice lei, Mirella. La comunicazione e l'informazione devono essere riportate a livello corretto, cosa difficile al giorno d'oggi, considerando anche quello che succede attraverso gli strumenti tecnologici che ci controllano, vorrei dire. A proposito di controllo, quello che diceva l'avvocato in studio, la dottoressa. La dottoressa, mi scusi, la dottoressa. Se si vogliono colpire gli evasori fiscali ci si mette pochissimo, perché la tecnologia, soprattutto quella di oggi, l'intelligenza artificiale, ti permette di arrivare ovunque, come ti permette purtroppo di andare a bombardare in maniera scientifica chiunque, ti potrebbe permettere, se usata in modo intelligente, capire dove c'è l'evasione fiscale. Rispetto a quello che diceva Luciano, troppe cose messe sul piatto e anche in contraddizione tra di loro. Oggi l'evasione fiscale c'è, lo Stato è vero consuma i soldi, spende i soldi, chi quindi governa decide come spenderli, si potrebbero spenderli meglio dal mio punto di vista. Resta il fatto che soldi ci potrebbero esserne di più se ci fossero tutti i cittadini che pagano correttamente le tasse. L'80% di quelli che sono gli introiti per quanto riguarda le tasse sono a carico di pensionati e lavoratori dipendenti. Sì, ma il problema è che questo e non è che l'80% di chi lavora in questo paese siano dipendenti o pensionati. Sì, quindi però Presidente, mi scusi, devo correre perché il tempo è tiranno, ma i soldi sono denaro pubblico, tu non puoi sperperarli nella maniera che vediamo, ecco, sperperare certe cifre. Guardate che voi non avete idea, se andate a vedere i soldi pubblici sprecati, ma questo è un dramma, perché andremo a trovare anche gli evasori in futuro, prima o dopo bisognerà arrivare anche a questo, perché come dice lui non possono più nascondersi dietro la foglia di fico, cioè con gli strumenti che abbiamo cercali. Ma il problema è capire che veramente siamo in una situazione drammatica dove ci sono questi politici che passano e fanno dei danni enormi con i soldi pubblici. Questo è il grande problema, perché se tu diventi politico solo per fare i tuoi interessi e te ne freghi altamente di quello che è il bene della comunità italiana, capisci bene che non si va da nessuna parte. Questa è la realtà. O ti candidi per il bene pubblico, per il bene dell'Italia, ma se ti candidi per il bene della propria persona, qua possiamo fare 1000 riunioni ma non veniamo fuori. È là la politica che dovrebbe incidere. Io capisco che non avremo grandi statisti, ma se non cominciamo a mettere competenza su certe poltrone, e non perché fai parte del giro magico o della fascia politica che in questo momento governa, non ne veniamo fuori. Basta guardare le partecipate, Presidente. Andiamo a parlare delle partecipate, i soldi che ci sono nelle partecipate, come vengono divise, ne sa qualcosa la dottoressa? Di chi sono questi soldi? A chi vanno in tasca? Che utili hanno? Maurizio da Consalve, veloce Maurizio. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Sarò sintetico. Allora, per quanto riguarda la strage di sabato a Modena, allora, allora, quel signorino lì praticamente hanno detto che ha avuto dei problemi psichici, ok? Però quando ha fatto il danno, che ha ammazzato le persone, stava ammazzando persone e ce ne sono quasi in gravi difficoltà in ospedale, ecco, quel signorino là, ok, era lucido. E sento sempre dire che quello là era fragile. Non può essere fragile. Una persona che commette una strage, perché di strage si tratta, ok, non può essere considerato fragile. È un criminale. Punto. Perché questo signorino è italiano dalla carta d'identità. E allora o rispetti le regole o te ne vai a casa tua. Bene, per quanto riguarda gli evasori, purtroppo in Italia, Mirella, ce ne sono una marea di furbetti. Ecco, però non si sa quando vengono pescati, perché la Guardia di Finanza qua sta facendo i vari controlli, ma naturalmente il furbetto ha l'escamotage per salvarsi.
Questo è il quadro, e ci sono tanti, e queste persone parassite, perché io le chiamo parassite, sono quelle che vivono alle spalle di quelli che pagano, dei contribuenti. Buona giornata a tutti, attendo vostre risposte. Grazie. Abbiamo sentito le riflessioni di Maurizio. Dottoressa, allora come si fa per far capire che veramente qui la politica deve battere un colpo, perché siamo in un momento veramente, prima l'avvocato Artuso paragonava anche la Francia, ma io sono italiana, vivo in Italia, vorrei occuparmi del mio paese e cosa succederà al mio paese, e soprattutto trovare questi soldi che al momento non ci sono per aiutare le tante fragilità che abbiamo sentito. Allora, siamo in una situazione molto delicata, dove probabilmente dovremo fare tutti un passo indietro e mettere insieme le risorse, mettere al centro la persona, la cura della persona e vedere un bene comune che è quello dei nostri padri fondatori, della collettività su cui a mio avviso è stata e c'è la Costituzione italiana. Quindi toglierci, spogliarci di tutte le bandiere e vedere di mettere in sicurezza le persone e il paese. È una scelta difficile, perché è una scelta che magari può scontentare alcuni, però io parto sempre dall'idea che i miei genitori, i miei nonni mi hanno sempre insegnato che bisogna lavorare rispettando la persona, rispettando l'altro. Quindi in questo momento di grande facilità del nostro Stato, della capacità economica delle persone, della capacità economica delle aziende stesse, perché noi commercialisti siamo tecnici, vediamo ogni giorno imprenditori che ci dicono non ce la faccio neanche io arrivare a fine mese, ho i miei dipendenti, hanno le loro famiglie, aiutaci, dacci una mano a vedere di non chiudere, perché io sono giovane, però ho già passato 3 crisi e ho visto aziende chiudere e imprenditori piangere perché dovevano lasciare a casa persone, famiglie che magari lavoravano con loro da 20 o anche 30 anni. E non sempre è una scelta facile per le piccole e medie aziende del territorio, non parlo delle grandi, perché noi ci scontriamo col pensionato, ci scontriamo col lavoratore, con l'opaiario, con l'impiegata, con le ditte da 2, 3, 5, 10 dipendenti, perché questo è il territorio. Sono quelle che hanno fatto grande l'Italia, poi. Che è il Veneto. E quindi già li sento molto preoccupati di questa situazione, perché magari ci sono diciamo, gli imprenditori più oculati che hanno risparmi, che investono sempre in azienda e quindi hanno delle risorse nel breve periodo per venire a far fronte a tutto questo. Per resistere. Per resistere, ma perché ci tengono. Ci tengono. Allora sentiamo come chiude, ecco, il Presidente Framba, con quale messaggio, Presidente, ma siamo in chiusura, come risponde e come commenta quello che ha sentito dalla dottoressa. Abbiamo brave persone, bisogna veramente resistere e cercare veramente di dare delle risposte. La politica può darle, io sono convinta che la politica le può dare, ma veramente le può dare. Prego, Presidente. La politica deve dare risposte, si tratta di capire che tipo di risposte dà. La politica, chi governa questo Paese, sta dando risposte precise, sta favorendo alcune categorie, non sta favorendo la stragrande maggioranza degli italiani, non sta favorendo i lavoratori dipendenti e i pensionati che vedono ogni giorno aumentare i prezzi al supermercato. Guardate, io insisto sulla sanità, che è l'argomento credo principale oggi, oltre a quello dell'aumento dei prezzi. Sulla sanità, guardate, è iniziata ieri una raccolta di firme fatta da 100 organizzazioni, tra le quali anche la CGIL, che è per la raccolta di firme per un'iniziativa popolare, quindi raccogliere un determinato numero di firme che si raccoglierà con facilità, perché bisogna andare verso un maggior finanziamento alla sanità pubblica, ridurre le liste d'attesa e pagare di più chi lavora negli ospedali. Insisto, la politica può fare le scelte, ma facendo delle scelte la politica decide anche chi favorire in queste scelte. Gli evasori fiscali, visto tutti i condoni che sono state fatte, le rottamazioni e altro, favorisce
la politica di oggi, gli evasori fiscali. Non favorisce la stragrande maggioranza dei cittadini che sono in maniera significativa lavoratori dipendenti e pensionati. Quindi la responsabilità di ognuno di noi, al di là di quello che diceva la dottoressa, che condivido per quanto riguarda essere uniti per il bene comune, è che le persone hanno la possibilità, studiando, approfondendo, di decidere chi dovrà governare domani questo Paese. E guardate, nei prossimi giorni, prossimi mesi, ci sarà ancora più tensione perché si va verso le elezioni, perché l'anno prossimo si andrà alle elezioni politiche, si deciderà chi governerà questo Paese. Poi ognuno, logicamente, attraverso le proprie sensibilità, le proprie idee e altro, deciderà cosa votare, ma chi ci governa è stato votato. Per fortuna in questo Paese, a differenza di altri, siamo in una democrazia e chi vota, si vota, e chi prende più voti governa. Poi si tratterà di vedere se queste persone sono capaci di governare in maniera intelligente e a favore di tutti o della stragrande maggioranza dei cittadini. Ecco, vedremo se riuscirà a governare la veramente competenza. Se riusciremo a far governare la competenza, ognuno nel proprio ruolo, noi ce la faremo. Io sono convinta di questo, indipendentemente del colore politico. La competenza, la serietà e l'etica. Io uso queste parole. Grazie, veramente grazie al Presidente Maurizio Framba, Presidente Federconsumatori, grazie alla dottoressa Tiziana Simeonato, commercialista che è stata con noi, e anche questa mattina non diamo i numeri ma abbiamo sentito dei numeri importanti. Grazie, andiamo a vedere il vostro assegno. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, oggi siamo a Mestre perché c'è una persona che voi conoscete che è in difficoltà. Andiamo. Stiamo entrando. Avanti Claudia, qui sentiamo Lea che abbaia, la tua dolcissima cagnolina. Permesso? Eccoci qua. Allora, iniziamo da questo punto. Allora, entriamo qua, soggiorno. E qui c'è la famosa muffa che tu dici, che adesso noi riprendiamo. Impianto elettrico non a norma. No a norma. E questo dovrebbe essere a spese del proprietario? Sì, in questo caso è? E la signora dove che abitiamo praticamente. Cioè questo è di un privato, allora? Privato, questo è l'appartamento di un privato. Anche se pago poco, però non si può vivere neanche in queste condizioni, secondo te? No. E poi Mirella è in una condizione qua, la televisione si è rotta, fatalità non va più questa. E non va bene. Qua dormiva Luca, poverino. Tuo figlio, che è andato via di casa, sì. Adesso ha trovato un lavoretto. Un lavoretto. Però non può aiutarti perché ce la fa appena lui. Allora proseguiamo. Letto di Luca, e quando siamo venuti qua l'abbiamo messo qui e via, lui dormiva di là, sempre in soggiorno. Allora questa è la cucina. In effetti dovrebbe essere un po' ristrutturato sto appartamento. Ma quello è un tubo che funziona o è un tubo? Per la stufa, Mirella, quando accendiamo la stufa che a giorni, la stufa per riscaldarsi, ecco, per riscaldamento è questa. Noi accendiamo. Che va a gas. Sì, a gas, metano. È a norma questa stufa? Sì, l'ho fatta pulire tutto con l'acqua è venuto. E poi di qua c'è il bagno allora. E questo è il bagno, il bagnetto diciamo. Vabbè, come su tutte le case, a parte dove vai a mettere la roba? Un bagnetto. E non c'è neanche il bidet. Allora tu Claudia chiedi questo, per carità, ho un tetto sopra la testa, però non è quello che io vorrei.
vorrei una cosa un po' più dignitosa, decorosa, perché questa situazione mi lascia alquanto uno stato di disagio, diciamo così. Questa mattina Bruno non c'è perché è all'ospedale, sta facendo delle medicazioni perché ha dei grossi problemi. Allora, rivolgiti all'assessore Venturini. Cosa vuoi dire all'assessore Venturini? Allora, intanto l'assessore Venturini, buongiorno, ecco, quando ha la possibilità mia vorrei conoscere personalmente lui. Io chiedo soltanto di avere un altro appartamentino, ecco, adeguato a noi, insomma. Quella volta che hanno dato l'alloggio qui a Bruno, c'era Bruno e Luca, mio figlio, io non c'ero perché ero al lavoro, va bene. Comunque adesso chiederei anche un altro appartamentino decoroso, come si deve, come persone umane e dignitose, ecco, chiederei soltanto questo, avere un altro alloggio e portare via tutti i mobili, anche se vecchiotti, però sono nostri e non vado a dare, se no bisogna ricominciare da capo e i soldi non c'è, tante cose, questione, ecco. Cioè voi non avete i soldi per metterlo un po' a posto? No. E i proprietari hanno già detto quella volta che sono venuti, l'estate scorsa, l'anno scorso, sono venuti a misurare col geometra la signora e ha detto che loro non fanno i lavori, ecco, quello che c'è da fare. Ok, perciò tu non chiedi niente, chiedi solo se è possibile andare in un altro appartamento, un'altra casa, perché per te questa è invivibile. Noi abbiamo lanciato l'appello, penso che non sia l'assessore Venturini perché c'è un assessore proprio alla casa, è anche una signora, una donna. Poi ci informeremo ancora meglio, però tu vuoi un appuntamento con l'assessore perché qua parliamo anche di sociale e perciò vedremo cosa succederà. Io la telefonata l'ho già fatta, lui mi ha risposto gentilmente e mi ha detto appunto di chiamarlo, che lui ti riceverà. Innanzitutto quando si va in bagno a fare i servizi là e dopo poco alla mattina, pomeriggio e sera viene su gli odori potenti, che se robe da morire, da scampare, e le fognature sono proprio di qua fuori. Ecco, questo volevo dire soprattutto. Che cioè, oltre a questo problema delle condizioni anche esterne, esatto, ci sono questi problemi di scarichi, diciamo. Sì, topi e scarafaggi e non quant'altro, che non sia l'igiene. Allora Claudia, intanto ti do un assegno, come facciamo sempre. Questo è l'assegno della grande famiglia di Rete Veneto, tu non hai idea di telefonare.